convegno intitolato Innesti, archivi di comunità. Si tratta di un secondo appuntamento nato come conseguenza di quello che è stato l'incontro dello scorso anno nel 2024 a Trento, dove c'è stata la prima occasione di incontro appunto di Innesti e dove è stata un'occasione per parlare degli archivi di comunità con tante associazioni, biblioteche, istituzioni pubbliche, e ha dato la via a una riflessione, a un confronto, alla necessità di trovare anche delle buone pratiche, ma soprattutto di trovarsi, di stabilire una rete, una connessione fra tutte queste realtà che possono concorrere a creare una storia comune. Abbiamo di nuovo con noi oggi il direttore della Fondazione Musei del Trentino, che è il dottor Giuseppe Ferrandi, è qui con noi in presenza. Lo ringrazio tanto per il suo aiuto, la collaborazione che in questi anni accompagna le attività anche della Biblioteca Provinciale Claudia Augusta. E ringrazio anche i nostri ospiti che sono online, sono collegati dalla vicina regione del Friuli Venezia Giulia. Ricordo che siamo in diretta anche su Facebook, quindi anche queste 2 giornate saranno poi rivedibili per chi ha interesse e è curioso di conoscere quello che è stato fatto ed è stato detto. Abbiamo quindi con noi anche Katia Bertoni e Franco Jacob della Società Filologica Friulana e dell'Ente Friuli nel Mondo. Si collega con noi anche Ilde Menis e anche Martina Contessi della IBE Friuli Venezia Giulia, che interverrà poi Martina Contessi con una relazione oltre i confini, biblioteche friulane tra territorio e comunità digitale. Questo è il titolo anzi della relazione che accomuna tutti e tre, perché sarà a più voci. Avremo con noi poi successivamente, sempre dal Friuli Venezia Giulia, Martina Zoratto di Cinema Zero, che parlerà e racconterà appunto le memorie animate di una regione, raccolta, digitalizzazione e riuso di film amatoriali in Friuli Venezia Giulia. Infine avremo qui con noi in presenza la collega Barbara Abrate dell'ufficio della Mediateca della ripartizione Cultura Italiana, che presenterà un docufilm Tirolesi nella foresta in cerca della loro identità. C'è una proiezione, chiaramente come sempre ci sarà anche la possibilità di una discussione e di uno scambio di domande oppure di opinioni. Benissimo, allora io ringrazio ancora Giuseppe Ferrandi che apre la nostra giornata, gli cedo subito la parola e vi auguro un buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie Valeria Trevisan. Io però per vedere le slide, perfetto, benissimo, troppo veloci. Allora ho pensato appunto come rendere utile, diciamo, il punto di vista dell'istituzione che dirigo, partendo proprio dalle tematiche che abbiamo affrontato, che stiamo affrontando in questi 2 giorni. E partirei, anche se è un po', come dire, didascalica come inizio, dalla definizione che è stata data nel 2002, la nuova definizione di musei da parte dell'ICOM nel congresso di Varsavia, che è molto interessante anche per la nostra, come dire, riflessione. Si dice il museo è un'istituzione permanente senza scopo di lucro e al servizio della società, che effettua ricerche, collezione, conserva, interpreta ed espone il patrimonio materiale e immateriale. Aperti al pubblico, accessibili e inclusivi, i musei promuovono la diversità e la sostenibilità, operano e comunicano eticamente e professionalmente e con la partecipazione delle comunità, offrendo esperienze diversificate per l'educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze. Sono partito da questa definizione perché per la prima volta il congresso appunto dell'ICOM, quindi l'associazione che organizza i musei a livello mondiale, utilizza espressamente il concetto appunto di partecipazione e di comunità, nel senso che altre definizioni
erano sia aperte, come dire, all'idea che il museo, come ogni ente culturale, dovesse agire nel contesto di una comunità di riferimento, ma con questa definizione qua siamo proprio a un passaggio successivo. Quindi che differenza c'è tra gli archivi di comunità e una funzione che può essere quella di un'istituzione culturale come un museo, che comunque nasce come il sistema bibliotecario, come altre istituzioni, con una funzione appunto pubblica e sulla base, come dire, di un ragionamento anche di carattere politico-istituzionale. E quindi io proverò un attimo a muovermi su questo terreno facendo una breve, come dire, cronistoria della nascita, appunto, dunque dell'aspetto politico che ha portato, come della decisione politica che ha portato alla nascita della nostra fondazione, per poi capire, diciamo, brevemente quali sono i progetti e collegarsi ai lavori anche di ieri, ai lavori di oggi, che sono proporre delle progettualità, descrivere delle progettualità che vanno incontro al tema degli archivi di comunità. Allora, faccio una premessa, il museo che dirigo ha la forma della fondazione di diritto privato e interstrumentale della provincia autonoma di Trento dal 2007. Prima di allora il museo era una ONLU, si chiamava Associazione Museo Storico in Trento, e prima di allora era un museo del Risorgimento. Quindi un museo del Risorgimento nato nel 23, nel 45 ha assunto la denominazione di Museo Trentino del Risorgimento e della lotta per la libertà, includendo il richiamo all'esperienza, come dire, resistenziale. Negli anni 80 c'è stato questo cambio di nome, Museo Storico in Trento, per dare l'idea che ormai il tematismo risorgimentale o resistenziale c'era, ma comunque era parte di un ragionamento più ampio, e nel 2007, come dire, il tradimento della tradizione con un museo, una fondazione museo storico del Trentino, che è stato ovviamente un passaggio molto, come dire, molto forte. E una delle matrici di questo cambiamento istituzionale è venuta grazie, come dire, a un progetto che abbiamo avviato, che è stato avviato dalla provincia autonoma di Trento nel 2003-2005, che era il progetto Memoria. Il progetto Memoria è stato, come dire, inserito come linea di lavoro per archivi, biblioteche, musei, e il nostro museo, come dire, è nato, come dire, con questa attuale formulazione, è nato proprio partendo dal principio del progetto Memoria. So che anche, credo, il Friuli Venezia Giulia nella sua legislazione ha un riferimento al progetto Memoria, se non sbaglio, comunque lo vedremo, verrò smentito dopo semmai dai colleghi. Perché è importante questa cosa? Ora, tenete conto che forse lo sapete, sicuramente lo sapete, che durante la depressione, post-depressione americana, dopo il 29, Roosevelt, nel attivare le politiche di sostegno, come dire, all'occupazione, aveva lanciato questo slogan, diciamo, questa politica di una raccolta a tappeto delle testimonianze di chi aveva vissuto la crisi del 29 sostanzialmente, e ha fatto, come dire, ha assoldato migliaia di giornalisti disoccupati, laureati in storia, in antropologia, dicendogli: voi adesso andate a raccogliere a tappeto, come dire, le memorie orali di queste categorie colpite. Ecco. Tenete presente, questo è stato fatto negli anni 30, dai risultati di questa grande campagna di interviste, successivamente la storiografia americana è riuscita a fare i primi grandi lavori sul tema dell'emancipazione degli ex schiavi e della conquista, appunto, dei diritti di cittadinanza. Quindi paradossalmente quella ricerca deve essere una ricerca molto
keynesiana, perché serviva per pagare gli stipendi, ha avuto dei risultati anche molto importanti. Ecco. Ispirati un po' da questo, non perché fossimo in crisi, come dire, però a fronte, come dire, delle sfide che c'erano negli anni all'inizio del nuovo millennio, insomma, di cambiamento, di trasformazione, si è deciso appunto di fare una analoga campagna di interviste che poi non ha ottenuto gli effetti rooseveltiani, però ci ha permesso di arrivare a circa 2000 interviste video registrate che abbiamo prodotto come Fondazione Museo Storico del Trentino insieme ad altri soggetti. Ieri chi c'era, Rodolfo Tajani, ha parlato della Fondazione Stava, ad esempio. La Fondazione Stava con noi ha fatto questa campagna di intervista di un'ottantina di interviste molto interessanti. Ecco. Allora il tema era abbastanza, come dire, potremmo dire anche demagogico, la prospettiva che veniva utilizzata era quella di dire finalmente, come dire, uno spazio pubblico come un museo, quindi la storia, la dimensione della public history, anche se io sono un po' scettico sull'uso della parola public history in ogni occasione, insomma, in questo caso, come dire, effettivamente dire ma un'istituzione nata apposta per custodire, per conservare, per valorizzare e per divulgare i contenuti della memoria può essere, come dire, un'istituzione che aiuta, come dire, la comunità ad affrontare alcuni processi, alcuni momenti anche di crisi di identità. Ecco. Forse ve lo ricordate sicuramente, chi ha l'età per ricordarselo e chi non ha l'età, come dire, abbia fiducia nella testimonianza. Negli anni 90 e negli anni 2000 c'è stato un grande vento, come dire, identitario, territoriale, come dire. C'era lo slogan della Padania, c'era lo slogan dell'ampolla del Po, e tutta una serie di cose, come dire, che oggi possono farci più o meno, come dire, sorridere, ma tanto per capirci, l'Einaudi, la casa editrice Einaudi, in quel momento ha deciso di lanciare la storia delle regioni d'Italia, come risposta anche a questa frantumazione dell'idea che alla fin fine non ci fosse una storia nazionale, o meglio, che oltre alla storia nazionale deve esserci una forte storia regionalista e identitaria. E in quasi perlomeno non so nel Friuli, ma sicuramente in Veneto, in Lombardia e in Piemonte nascono degli assessorati all'identità piemontese, veneta, lombarda, come dire. Allora io non mi nascondo che in quel momento lì la congiuntura politica che riguardava il Trentino era di colore lievemente diverso e l'atteggiamento era di dire: se noi non affrontiamo questo tema della rincorsa, come dire, identitaria e non troviamo un modo per disinnescarla, come dire, alla fine verremo, come dire, travolti da una domanda di identità che alla fine non riuscivamo, come dire, a gestire culturalmente. Ecco. Allora, consapevolmente abbiamo usato, adesso lo dico così in modo per provocare anche la discussione, abbiamo usato il campo della memoria e quindi l'idea che l'istituzione dovesse raccogliere il vissuto, il percepito, il soggettivo, come dire, di molte testimonianze, restituendole alla comunità e in questo modo dando comunque una risposta di identità, senza ovviamente riflettere criticamente su cosa significa comunità, senza riflettere criticamente, e per fortuna ci sono i convegni di oggi, insomma, a discutere di questo. Però l'idea era banale in sé, come dire, raccogliamo le testimonianze e le restituiamo. Le restituiamo e vedrete che qualcuno rimarrà contento di questa operazione. Come dire. Adesso non voglio buttarla troppo, come dire, sul ridicolo come riflessione, però eravamo molto vicini, come dire, a sto meccanismo. E il meccanismo ha funzionato in modo incredibile, perché siamo riusciti a fare dal 25, 26, 27, 28, 29 fino al 2011-2012 una serie di memorie di comunità che erano dei documentari
che si basavano sostanzialmente sulle interviste a testimoni e che poi venivano restituiti, come dire, sotto forma di proiezione, ovviamente, in quel momento. Faccio solamente 2 esempi, tanto per... Allora, voi avete presente sicuramente la Val di None, insomma, e la diga di Santa Giustina. La diga di Santa Giustina è quella che ha creato, creando il lago, le 3 sponde della Val di Non che prima non c'erano, perché non c'era il lago semplicemente. Quindi ha dato, come dire, all'assetto geografico della valle e dell'identità della valle un cambiamento enorme, con un'espropriazione, c'erano campi, c'erano mulini, c'erano tutta un'economia che non era ovviamente un'economia di ricchezza come oggi, ma era un'economia anche basata sostanzialmente sulla disponibilità di questo terreno. Allora, ragionando sul trauma della creazione della diga di Santa Giustina, noi abbiamo fatto questo documentario e l'abbiamo restituito in 80 serate, come dire, 80 serate di proiezione pubblica dove questo documentario che c'è ancora, che funziona ancora tutto sommato, ricomponeva il trauma, come dire, della diga, il trauma della trasformazione. Analogo discorso l'abbiamo fatto per Zambana. Sapete che Zambana, che c'è stata questa frana che ha portato allo spostamento del paese e alla costruzione di un vallotomo, e anche lì c'è stata, come dire, un'operazione di cura, ecco, del trauma della comunità rispetto a questo spostamento. E poi da ultimo, perché dopo volevo andare oltre, tra le tante cose ci siamo occupati anche delle stragi naziste di Stramentizio della Val di Fiemme, all'imboccatura praticamente della Val di Fiemme, quando finisce sostanzialmente la Val di Cembra, inizia la Val di Fiemme, a fine guerra, il 4 e il 5 maggio appunto, le SS fanno una strage con 58 morti, tra i quali anche Marincola, il partigiano appunto di colore, che poi all'inizio non si capiva chi era, si pensava a un soldato americano praticamente. Allora, il lago di Stramentizio è come il lago di Resia, come dire, con la differenza che il parroco di Stramentizio ha deciso di abbattere il campanile. Gli era stato chiesto, come dire, di tenere il campanile come segnale, come dire, come testimonianza del paese che non c'era più. Lui ha detto: ci avete, come dire, allagato col lago, io lo faccio saltare, come dire. E di fatto ha fatto saltare Codo, e tuttora nel bacino ci sono i resti appunto di questo paese. Quindi era un paese colpito nel 1945 da una strage molto anche controversa, molto cosa, e poi espropriato con la creazione di questo bacino montano. A quel punto noi avvertivamo la forte tensione che c'era da parte della comunità nel dire: ma perché dobbiamo andare a raccontare una cosa così truce, primo, e secondo, perché dobbiamo riattivare meccanismi come la memoria antipartigiana, la memoria, lo scontro interno alla comunità, le lacerazioni interne alla comunità. Abbiamo fatto un'intervista a tappeto, intervistando tutte le parti, come dire, e potrei dire anche promuovendo come una specie di scambio di memorie contrastanti, come dire, per cui c'era un partigiano che aveva partecipato, come dire, all'operazione che ha fermato i tedeschi e che ha dato un po' la scusa anche per fare la strage, che viveva, come dire, isolato in un maso, perché raccontava che la comunità dopo quell'evento lo aveva, come dire, completamente escluso dalla cosa. E poi, quando arrivano i tecnici che progettano appunto la diga, cosa dicono? Come dire, dicono al sindaco: se ci dai l'autorizzazione noi ti facciamo lavorare per 2 o 3 anni, come dire, una cinquantina di lavoratori del tuo comune. Questo era l'affare che veniva fatto. Allora abbiamo messo insieme questi materiali, abbiamo fatto un'operazione di memoria di comunità, l'abbiamo proiettato. Non dico che sia stato risolutivo, ma è stato sicuramente un momento molto importante di ricomposizione della memoria. Allora,
se vogliamo usare un termine che mi sembra appartenga a Langer, forse, la funzione appunto della storia pubblica, è quello di sminare sostanzialmente e di non creare degli inneschi. Sminare vuol dire affrontare seriamente i temi divisivi e trasformarli, come dire, in temi che possono essere temi, come dire, da utilizzare per ricomprendere, per riallacciare rapporti, per creare senso di comunità, ovviamente usando tutti gli strumenti che è possibile utilizzare in questi contesti. Non vi nascondo, lo dico da subito, ma volevo riprenderlo alla fine, che queste operazioni dedicate, come dire, alla raccolta di memoria, alle loro restituzioni, hanno un altissimo tasso di, come dire, di problematicità, perché in realtà stai facendo un'operazione quasi strumentale di uso delle memorie, non per una comprensione, come dire, scientifica di quello che è avvenuto, ma le utilizzi a scopi di narrazione sostanzialmente. E quindi non c'è un approccio, come dire, nel raccogliere interviste sì, c'è un approccio filologico, rispettoso, sono storie di vita, e nel momento in cui però decidi appunto, dopo magari un anno, anzi raccogli le interviste per fare il prodotto di restituzione, ovviamente sei su un terreno che è un terreno molto discutibile, insomma, che va affrontato anche criticamente. Però questo è un tema magari che riprenderemo successivamente. Quindi è un'operazione punto di equilibrio tra ferite percepite dalla comunità, intervento dell'istituzione culturale che raccoglie le interviste, le istituzionalizza di fatto, le raccoglie, le riconosce come tale e poi parte, come dire, a una fase in cui scattano meccanismi appunto di rielaborazione della memoria. Faccio un esempio più comprensibile, secondo me, per tutti. Insomma, a un certo punto il Forum della Pace, che è un'istituzione trentina del Consiglio della Pace, che all'epoca era presieduto da Vincenzo Passerini, un importantissimo esponente appunto della politica trentina, lui a un certo punto, siccome nel forum c'eravamo dentro noi come museo e anche l'associazione Venezia, Giulia e Dalmazia, Passerini ha convocato noi come museo e l'associazione e ha detto: io avverto che ci sia un problema, come dire, di riconoscimento della memoria degli esuli istriani, dalmati e fiumani. Punto, come dire. Siete d'accordo? Sì, siamo d'accordo che esiste il problema. L'associazione dice sì, siamo d'accordo. Abbiamo costruito prima del giorno del ricordo, prima che venisse formalizzato il giorno del ricordo, una raccolta di testimonianze. Abbiamo raccolto circa 45 testimonianze a esuli istriani, dalmati e fiumani. Abbiamo fatto un video che si chiama Volti del ricordo, che è di fatto la restituzione non tanto dell'esperienza dell'esodo piuttosto che del confine nord-orientale in generale, ma su come le vicende di questi trentini di origine appunto fiumana, dalmata e istriana si sono inseriti o non si sono inseriti nel contesto appunto della comunità trentina, come venivano giudicati, come venivano ritenuti appunto dei doppi traditori, dei reietti da una parte, dei fascisti dall'altra, addirittura dei comunisti, perché si diceva che fossero jugoslavi sostanzialmente. Ecco, questa cosa qua a noi ha permesso, come dire, di affiancare poi l'associazione in un percorso di, come dire, fuoriuscita da una dimensione, come dire, di accentuato vittimismo inevitabile sostanzialmente, e farla diventare, come dire, un terreno poi sul quale poi abbiamo rielaborato con, mi ricordo c'è stato un importante lavoro di Elena Tonezer, Giorgio Mezzalira Bolzanino ha contribuito con un saggio molto importante, cioè siamo riusciti, come dire, a accogliere, mi ricordo quando andavo
alle cene dell'associazione, dicendogli: ma voi, insomma, oltre a recriminare, diciamo, il fatto che la vostra storia non è stata ascoltata, non è stata accolta, siete disponibili a mettervi in gioco rilasciando le interviste e dimostrando che il vostro dolore non è un dolore individuale, ma può diventare oggetto, come dire, di una rielaborazione collettiva? Capite che, insomma, quando parlo di operazione di sminamento intendo questo, come dire. A me è capitato in un secondo momento col Corpo di Sicurezza Trentino, che era la polizia nazista dell'Alpenvorland, di partecipare una volta a una cena della nona compagnia. Erano 150, come dire, della nona compagnia, ai tempi in cui erano ancora vivi, oggi non sarebbero più vivi, insomma. Cosa vuol dire? Come dire, lui mi ha raccontato: guarda che noi ogni anno facciamo la cena, ogni anno ci raccontiamo, come dire, di essere stati dei reietti, forse abbiamo anche sbagliato qualcosa, però all'interno di questa cena identitaria del corpo che a Bassano del Grappa, come dire, ha sfilato lungo il Viale dei Martiri con i morti e con i partigiani impiccati, come dire, si erano costruiti una loro, come dire, memoria di comunità completamente carsica, completamente negata, completamente non siamo riusciti lì a fare l'operazione di fuoriuscita, ma il fatto che gli abbiamo detto: guardate, cominciate a darci un po' di fotografie, un po' di interviste, un po' di cose, ha un po' allentato l'idea che questa memoria, come dire, fortemente minoritaria, fortemente, come dire, impaurita a diventare memoria pubblica. Oggi i tempi sarebbero diversi, come dire, uscirebbero con molta più tranquillità. Ecco, però è una memoria che abbiamo, come dire, condotto a un'idea di accettazione che poteva essere un'istituzione culturale che si occupa di loro. Allora, questo è un po', come dire, il retroterra. Potremmo, come dire, discutere all'infinito, appunto, se è legittima un'operazione del genere. Io credo che sia legittima e utile. Ovviamente stiamo parlando però di un arco di anni, di 20 anni circa di lavoro, quindi qualche ripensamento l'abbiamo fatto anche su questa modalità. Nel 2011 è nata, come dire, l'esperienza del canale televisivo History Lab, che è un canale televisivo nato e fondato e costruito su stesso criterio. Cioè, perché un museo deve avere una televisione, come dire? Perché il museo deve avere la televisione, perché così riesce la televisione a entrare nelle case, come dire, dei trentini e dirgli: adesso vi diciamo qual è stata, come dire, la vostra, quali sono questi spunti di rappresentazione collettiva della memoria. E ha funzionato molto e funziona tuttora. Adesso ovviamente non c'è più questa dimensione collettiva di memoria, questo è un aspetto molto importante. Stiamo scivolando, stiamo recuperando una dimensione molto più soggettiva, che però alla fine identifica comunque pezzi importanti e brani di vita e via di seguito. Questo per quanto riguarda il passato, come dire. Per quanto riguarda il presente, io molto velocemente vi presento alcuni progetti che invece sono sorti recentemente. Quello dell'archivio online del Novecento Trentino è un progetto del 2016-2017 nato, però che sta trovando, come dire, grande riscontro in questi anni. Allora, Novecento Trentino è un archivio che raccoglie biografie e ne raccoglie tantissime adesso, perché siamo arrivati a 37.000 profili biografici dei soldati trentini durante la Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo, e poi altri blocchi che vi dirò. Comunque, dentro questo portale abbiamo l'archivio della scrittura popolare, che è l'ASP, che è il vecchio archivio importantissimo di diaristica e di lettere, nato dall'esperienza di materiali di lavoro a Rovereto, molto importante. Sono circa 700 i corpi diaristici che abbiamo conservati come archivio. Volontari trentini nella Grande Guerra significa praticamente
la memoria dei legionari trentini, quelli che hanno combattuto col Regno d'Italia, un archivio degli oppositori al fascismo, i legionari trentini in Spagna 36-39, adesso l'abbiamo integrato non solo, appunto ci sono la storia dei volontari repubblicani e anche dei volontari legionari appunto fascisti, il censimento dei militari trentini, donne e uomini della Resistenza, che non è altro che l'archivio della Commissione Patriotti, che era l'archivio per gli indennizi ai partigiani o ai patrioti dopo la Resistenza, e sono 3.500 nomi, le interviste alla Cineteca, i film di famiglia e Custodire Memoria. Adesso stiamo lavorando sull'archivio della Associazione Vittime Civili di Guerra, che è un archivio, come tutte le associazioni, queste associazioni nascono per, come dire, sotto forma di sindacato, di centro di assistenza per le pratiche pensionistiche. Quindi abbiamo circa 1800-1900 fascicoli con problematiche di privacy enormi, come dire, che sono poi la domanda di pensione per orfano di guerra, in cui si dice: mia mamma, anzi dopo vi dico una roba sulla mamma e sul papà, mio papà è morto sotto le macerie in quel modo, noi figli siamo stati trasferiti in orfanatrofio, il riconoscimento l'ha fatto mio zio, cioè una cosa veramente forte. L'idea è quella di prendere tutti questi fascicoli, ovviamente toglierli tutti i riferimenti, come dire, problematici rispetto alla privacy, e ricostruire, come dire, un lato delle vittime non militari della guerra, quindi dei bombardamenti e via di seguito. Faccio questa parentesi, non c'entra ovviamente con la mia esposizione. Una cosa che mi ha sconvolto è che fino agli anni 66-67 gli orfani di madre non venivano considerati orfani di guerra, come dire, e quindi non avevano accesso ai posti, come dire, nell'amministrazione pubblica, tipo poste e via di seguito, perché solo l'orfano di padre era considerato. Io ho raccolto recentemente 4-5 interviste di orfani di madre. Il padre era sopravvissuto, ma poi per motivi, come dire, vari, aveva abbandonato i figli o comunque non ha retto, oppure magari, come dire, semplicemente non era una presenza così significativa per la cosa del genere, e questi ragazzini, come dire, sono rimasti in orfanatrofio e solo con un intervento legislativo sono riusciti, come dire, a avere il diritto di essere assunti alle poste di Trento. Quindi voi capite anche l'enorme potenziale di ricerca che ha questi archivi, ma anche il fatto, come dire, che dietro un archivio apparentemente così non tranquillo, però archivio, fascicoli, in realtà hai delle possibilità poi di innestare dei processi molto più importanti. Queste sono le varie, come dire, famiglie di Novecento trentino. Quella che sta dando ovviamente più soddisfazione è quella del censimento di militari trentini, 36.000 persone, uomini, che sono schede tratte dai fogli matricolari conservati presso l'Archivio di Stato. Anche lì i dati sono dei dati molto, molto parziali, i fogli matricolari alcuni sono molto ricchi, altri sono semplicemente nome, cognome e fronte e inquadramento. Siamo arrivati a 35.444 schede totali e cominciano ad esserci dei dati su prigionieri, internati, caduti, 1.664 caduti. Questi sono i fogli matricolari che noi abbiamo, come dire, digitalizzato e pubblicato in questa piattaforma, e quindi con dei dati molto, come dire, difficili magari per la singola famiglia arrivare a recuperarli. Queste sono l'interfaccia, come dire, che ci permette poi, che vi permette anche di guardare tramite nome, cognome, luogo di nascita, anno di leva,
l'esperienza bellica. Questa è una mappa del Trentino con i luoghi di nascita dei soldati, perché ovviamente i fogli matricolari contengono solamente il luogo di nascita, e dopo uno può essere andato a combattere anche nella legione straniera, per quello che sappiamo noi. Questa è l'estrapolazione, qui i dati che ci sono in questa cosa, quindi vedete sono notizie molto limitate, però dalla quale emerge ad esempio quanti sbandati dopo l'8 settembre, quanti partigiani, quanti hanno aderito alla Repubblica Sociale, quanto hanno aderito a formazioni militari, ad esempio della germaniche. E vabbè, insomma, quello che però volevo dire e concludere, insomma, è che questo database ci ha permesso di avere una misurazione quantitativa, ad esempio, dei fronti di guerra, cosa che prima, come dire, nessuno immaginava. Ad esempio, il peso del fronte greco-albanese e dell'occupazione dei Balcani è di gran lunga, come dire, il fronte più importante. Il fronte orientale, che è il fronte russo, come dire, dove praticamente è uno dei meno, come dire, gettonati nella memoria collettiva. Rigoni Stern, Revelli, come dire, incidono di più, giustamente, per carità, e la memoria balcanica è una memoria, come dire, assolutamente taciuta, più difficoltosa, anche se è ricchissima ovviamente di particolari. Vabbè, questi sono altri dati, questo è il numero di soldati per anno di leva, ovviamente ci sono delle punte nel 22, 23, adesso stiamo andando indietro e arriviamo al 1909, vorremmo arrivare ai ragazzi dell'89 circa per completare il quadro. E vabbè, insomma, dopo abbiamo fatto delle iniziative di valorizzazione, ma di questo non... ecco, l'aspetto partecipativo per implementare questa campagna di acquisizione di dati e di riempimento dei campi per fare diventare queste schede ancora più performanti, abbiamo utilizzato le reti dell'associazionismo. Quindi siamo andati tante volte con gli alpini in varie valli del Trentino, dove l'ANA ha invitato la popolazione a partecipare, e sono arrivati diari, fotografie, correzioni dei dati, perché ovviamente l'ortografia era del genere, con un lavoro molto importante. Abbiamo lavorato molto con le biblioteche, con le amministrazioni pubbliche, cioè è diventato un straordinario volano, diciamo, di costruzione di memorie di comunità, che dà anche, come dire, soddisfazione circoscritta, come dire, alla singola comunità, perché tu puoi vedere quanti sono quelli che sono morti, che hanno combattuto provenienti dal comune di Mano. Questo, abbiamo aperto questo canale di flusso di informazioni, di documentazione, con un QR code molto facile, per cui questo Marcello Calzà, figlio di Nello Calzà, nato nel 13, ci ha mandato le fotografie di suo papà. Le fotografie le abbiamo digitalizzate, o due le abbiamo pubblicate nella scheda, come dire, quindi a quel punto, vedete, c'è una restituzione anche, oltre al nome c'è anche il volto del soldato, ma abbiamo raccolto memorie, lettere, particolari molto interessanti, e stiamo arricchendo enormemente il nostro archivio. Ripeto, è più una dimensione individuale di fruizione. Se vogliamo chiamarle memorie di comunità, chiamiamole memorie di comunità, che però nascono da una ricomposizione di tante storie individuali e forse, come dire, presentano... Ecco. Bon, quindi vabbè, dopo chiaramente questo ci ha permesso di fare una mostra che è tuttora allestita alle Gallerie di Piedicastello. I soldati trentini della Grande Guerra è l'installazione che funziona di più, perché uno si trova, diciamo, lo zio, il bisnonno e via di seguito. E ecco, dicevo dell'intervista alla Cineteca, noi oggi ne abbiamo per ora caricate 1200, con una breve, come dire, estratto,
e con la possibilità però di capire il tema e se uno intende, come dire, consultare interamente l'intervista, viene, ce lo chiede, ovviamente non potevamo pubblicare, come dire, tutti questi materiali. Sono appunto circa 2000 le interviste, 1500 ne abbiamo la disponibilità, come dire, a poterle pubblicare, e sono circa 1000 ore di registrazione, come dire, quindi un patrimonio abbastanza interessante. Questa ad esempio è una scheda di un'intervista a Betlemme Attilio e vedete in fondo c'è la scaletta tematica col time dei concetti espressi nell'intervista. Insomma, sono materiali molto interessanti che ci danno appunto, e continuiamo a raccogliere. Ovviamente abbiamo spostato dalla seconda guerra mondiale agli anni 50-60, perché ormai reduci non ce ne sono più. Ecco. Questa comunque è la possibilità di vedere il pezzo di intervista che abbiamo ritagliato. L'intervista è del 2014 in questo caso. Chiudo con i film di famiglia, perché so che dopo c'è una serie di interventi della Cineteca e di chi si sta occupando dei film di famiglia. Questa è un'attività recente, i formati ovviamente sono i formati amatoriali, i Super 8 e non solo i Super 8. Abbiamo appunto 1700 schede di catalogazione dei film amatoriali e i fondi sono 128, perché 1623 sono i rulli, quindi il supporto, come dire, tradizionale. Lo schema è uno schema molto semplice, anche se, come dire, produce, come dire, lavoro. Arriva il donatore col supporto, come dire, in pellicola, facciamo il telecinema, gli restituiamo la versione digitale e incassiamo, come dire, il supporto multimediale, conservandolo correttamente, perché le pellicole sono pellicole. È un lavoro, come dire, molto interessante, insomma. Questa qua è ad esempio una storia di, credo, di emigrazione, se non sbaglio. No, questo è un viaggio, proprio un viaggio del 45-55, no, il periodo del fondo. Carlo Albertini di amatoriale aveva poco, insomma, in realtà erano magari quasi dei registi che si occupavano di queste cose. Anche lì, vedete, vabbè, non riuscite a vedere magari perché è scritto piccolo, però le varie tappe del viaggio, c'è questa idea, diciamo, quindi attorno al nel 1960 il viaggio, e c'è tutta questa possibilità di curiosare su costumi, gestione del tempo libero, immaginario, a seconda anche dello stile. Poi ci sono ovviamente moltissimi fondi di comunioni, cresime. Abbiamo trovato, come dire, ci ha donato il proprio fondo il Giorgio Postali, il nostro ex presidente, e il suo matrimonio, come dire, lui era segretario della Democrazia Cristiana, al suo matrimonio ha partecipato Piccoli, Kessler, e il filmato del matrimonio è una cosa veramente straordinaria, perché hai tutta la politica trentina degli anni 60, come dire, in 15 minuti di rito celebrativo, come dire. Dopodiché, come si utilizzano questi materiali? Noi ovviamente li abbiamo utilizzati molto nelle produzioni televisive, molti nei documentari, moltissimi anche nelle installazioni e nei percorsi espositivi, per cui ormai ogni mostra, come dire, è caratterizzata da questi materiali. Vanno dagli anni 30, perché abbiamo trovato dei filmati dei fratelli Pedrotti, che ripeto, di amatoriale forse avevano ben poco, come dire, per arrivare però agli ultimi Super 8 con ad esempio delle bellissime gite fuori porta, partendo da Trento, andando in zona dolomitica, insomma, della famiglia Mattei, che è la famiglia dell'ex sindacalista importante della Michelin, e dove questa dimensione appunto di visione borghese, diciamo, perché chiaramente chi aveva la telecamera non era sicuramente un proletario, però è molto interessante perché hai, ecco,
abbiamo trovato dei filmati straordinari sul 66, sull'alluvione, non ufficiali, quindi girati da persone che volevano ritrarre il momento epocale. Sono materiali molto interessanti. Ecco. Chiudo, queste sono riconducibili a memorie di comunità? Nel senso, sono archivi di comunità questi? È un rapporto molto individuale quello tra il donatore e chi si riconosce in questi archivi e la storia, come dire. Spetta a noi, come dire, trasformare questi racconti individuali in racconti collettivi. In parte ci si riesce a seconda del tema, in parte no. Fatto sta che la forza partecipativa del progetto è molto evidente, insomma, perché i riscontri che abbiamo sono riscontri praticamente quotidiani. Mi dicevano i colleghi che dopo un'iniziativa dedicata appunto al censimento dei militari trentini, in una settimana ci arrivano ad esempio una quarantina di mail con i materiali, come dire, da cosa. E questo dimostra, diciamo, che c'è un fabbisogno, ecco, di trovare una casa per questi materiali molto forti. Vi risparmio, anche perché magari dopo l'affronteremo nella discussione, gli elementi di criticità che ha questo progetto, che comunque sono evidenti, perché insomma c'è un problema di conservazione, c'è un problema di non strumentalizzare, come dire, queste fonti, di utilizzarle correttamente, c'è un problema di contestualizzazione storica che in molti casi non avviene, non può avvenire o avviene con difficoltà. Insomma, ci sono tanti elementi. Faccio un riferimento a Trento tra poco, o questi giorni addirittura, c'è il Festival della Famiglia. Il Festival della Famiglia è un festival improntato, come dire, al tradizionalismo più accentuato, perché viene la ministra Roccella, per capirci, e ci hanno detto, vabbè, voi avete i filmati di famiglia, fateci vedere qual è la famiglia, come dire, ovviamente la famiglia tradizionale. E quindi nascono anche questi equivoci. I filmini di famiglia non sono i filmini delle famiglie tradizionali, sono quello che passa il convento in termini di rappresentazione di momenti pubblici, momenti solenni, momenti ritratti anche più neutrali. Però nell'equivoco, diciamo, ci dicono, vabbè, adesso se avete filmini di famiglia, raccontateci com'era la famiglia tradizionale degli anni 50 e 60. Ecco. Quindi anche questo fa parte, come dire, non degli incidenti di percorso, ma del fatto che nel trattare questi materiali bisogna avere anche grande attenzione e non è assolutamente un'operazione banale, è un'operazione che richiede profondità metodologica, storiografica, di conservazione dei materiali enorme, molto importante, e quindi insomma credo però che questo sia un tema che accomuna un po' tutte le istituzioni che si misurano con questi materiali. Mi fermo qua, grazie. Adesso questo si può spegnere. Allora ringraziamo Giuseppe Ferrandi per il suo interessante intervento, per tutto il lavoro che viene fatto dalla Fondazione e anche per la storia della Fondazione che hai costruito. È molto importante anche conoscere i precedenti e come si è evoluta questa importante istituzione che ci accompagna, perché anche noi seguiamo un po' le vostre orme, abbiamo preso tanta ispirazione anche dai vostri progetti e vi ringraziamo anche per come coltivate e riuscite a creare una partecipazione da parte della cittadinanza. Ecco, questo è un aspetto molto importante. Grazie a Giuseppe Ferrandi. Passiamo adesso ai nuovi interventi che, come annunciato prima, saranno invece via web, ecco, online. E vi ricordo anche i nostri ospiti che vengono dal Friuli Venezia Giulia, quindi abbiamo in linea Katia Bertoni e Franco Jacob, che sono della Società Filologica Friulana e dell'Ente Friuli nel Mondo, che saluto. Buongiorno e benvenuti. Buongiorno E a voi, buongiorno. Abbiamo con noi anche Martina Contessi della IB Friuli Venezia Giulia. Buongiorno.
La relazione che ci presenteranno sarà il Friuli Venezia Giulia oltre i confini, biblioteche friulane tra territorio, comunità e digitale. È una relazione a più voci, quindi lascio subito la parola a loro e li ringrazio della partecipazione. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito a partecipare a questo convegno che ci consente un po' di riprendere quanto abbiamo iniziato con i colleghi della Biblioteca Provinciale di Bolzano qualche mese fa in occasione della Settimana della Cultura Friulana. Sì, mi sentite? Va bene. Ci consente un po' di riprendere i contatti con voi da Bolzano dopo la piacevole collaborazione nell'ambito della Settimana della Cultura Friulana. Come avete già sentito, si tratta di un intervento a 3 voci, quindi ci siamo noi, Sezione Friuli Venezia Giulia dell'Associazione Italiana Biblioteche, Ente Friuli nel Mondo e la Società Filologica Friulana. Radici comuni, realtà diffuse per noi friulani. In Friuli in particolare abbiamo l'Ente Friuli nel Mondo che mantiene unite le comunità friulane all'estero e la Società Filologica Friulana che tutela e promuove la lingua e la cultura friulana anche con i suoi preziosissimi progetti online digitali. Biblioteca friulana virtuale a disposizione di tutti i friulani sparsi nel mondo. Appunto abbiamo tante piccole comunità di friulani che sono i Fogolars, che costituiscono la memoria, la lingua e un'identità condivisa. Dopo la presentazione dello scorso maggio, come sezione italiana biblioteche ci siamo posti alcune domande che potrebbero rientrare un po' in quella che è definita la biblioteconomia sociale, cioè ci sono altre realtà nel mondo di biblioteche e archivi che afferiscono ai vari Fogolars. Cosa rappresentano queste biblioteche, queste raccolte, che siano di volumi o di materiale archivistico per i friulani nel mondo? Questo è un po' lo scopo dell'indagine che abbiamo avviato, ma passo subito la parola a chi condivide con me questo intervento, quindi alla Società Filologica Friulana e al presidente alla collega Katia Bertoni e al presidente di Ente Friuli nel Mondo. Grazie. Sì, prende la parola il presidente dell'Ente Friuli nel Mondo, Franco Jacob. Sì, grazie per l'invito a partecipare a questa interessante attività che poi è, come diceva Giuseppe Ferrandi, è anche un interrogativo che ci si pone. Sono effettivamente degli archivi di comunità, queste raccolte che ad esempio l'Ente Friuli nel Mondo fa, di quello che è la pubblicazione, di quelli che sono i ricordi, quelli che sono i documenti, insomma, che la dispersa comunità nel mondo degli emigranti friulani produce. E allora questo è ovviamente anche, credo, uno dei motivi, uno dei mandati che Ente Friuli ha dalla sua Costituzione, che risale appunto ancora al 1953, ma credo che la Costituzione dell'Ente Friuli nel Mondo, se vogliamo, è proprio figlia di questo desiderio, di questa volontà, il fatto che ci fosse nella dimensione nostra del Friuli, regionale ovviamente più tardi, ci fosse questo luogo che rappresentava comunque un elemento di convergenza, di rapporto, di raccordo con questa dimensione sparsa organizzata attraverso i focolari. Più di 100, 140, oggi circa sono i focolari nel mondo presenti in ogni continente. Ogni focolare in sé, o molti focolari, soprattutto quelli che erano stati poi consolidati con strutture fisiche, quindi con locali, con sedi, con luoghi fisici di incontro, hanno raccolto e tuttora hanno in questi locali la loro documentazione, hanno le loro biblioteche, hanno le loro raccolte documentali, hanno la loro storia che si sviluppa spesso attraverso
le foto, attraverso appunto quelli che sono i ricordi. E per noi ovviamente questo deve essere un impegno anche di conservazione e di raccolta, nel senso di salvaguardia, anche perché diciamo il tema poi dello sviluppo del contesto stesso dell'emigrazione, che ovviamente con il passare degli anni vede le generazioni susseguirsi e quindi anche la memoria storica affievolirsi e di fatto la necessità di mantenere dei tratti di identità attraverso questi che sono la loro documentazione, accompagnata da altre evidenze. Ad esempio già mi sembra il fogolar in sé rappresenta un elemento di identità. In ogni luogo in cui si vada nel mondo troviamo questo simbolo, questo fogolar che è sistemato appunto nel luogo nobile della stanza, delle stanze che fanno riferimento al fogolar. E vicino a questo fogolar ovviamente cominciamo a trovare la documentazione, le foto storiche, le foto dei primi anni, questi insiemi. Vedevo le foto dei soldati piuttosto che delle famiglie, è quello che troviamo ovviamente in giro, legato poi a quelle che sono le raccolte magari della corrispondenza piuttosto che la realizzazione di veri e propri materiali librario, che spesso è derivato dal lavoro interno e dalla volontà di mantenere queste tracce. Ente Friuli nel Mondo quindi cosa fa? Cercando di rappresentare questa comunità, e tra l'altro nascendo proprio da un'esperienza della filologica, della società filologica. I fondatori dell'Ente Friuli nel Mondo sono personalità che provenivano e continuavano a lavorare all'interno della filologica, quindi il tratto della documentazione, degli archivi, della biblioteca, insomma è sempre stato un tratto che ha contraddistinto l'attività dell'ente, ha fatto sì che nascesse e si consolidasse una biblioteca sostanzialmente dell'ente che ha oltre 5.000 volumi dedicati ovviamente all'emigrazione, gran parte raccolti da quelle che sono state ovviamente le produzioni dei nostri focolari, le nostre comunità sparse evidentemente nel mondo, in altra parte ovviamente come materiale proprio. È una documentazione importante che poi è completata da quelle che sono appunto documentazione fotografica storica. Io faccio solo un esempio: abbiamo ad esempio i documenti, i volumi storici dell'attività dei friulani nella costruzione della ferrovia transiberiana nel 1902. Sono questi volumi in cirillico che raccolgono in sé, hanno all'interno le foto e quindi le testimonianze di quella comunità di friulani, perché è una comunità di friulani che si spostò in quei luoghi, costruì materialmente, contribuì a costruire la ferrovia, e ancora oggi ci sono in quelle località discendenti di quell'emigrazione che evidentemente potrebbero trovare nel documento storico, nei libri, proprio la loro origine, la loro identità. Questo di fatto quindi è, diciamo, il campo nel quale ci stiamo muovendo e nel quale ovviamente confermiamo quella che è l'importanza degli archivi, di questo archivio di comunità, o degli archivi, perché ancora oggi è diffuso nel mondo questa presenza, spesso magari è abbinata anche all'idea del piccolo museo etnografico, perché raccolgono ovviamente anche i costumi dell'epoca, i costumi tradizionali, raccolgono e costruiscono appunto questi piccoli musei che sono poi della storia, della tradizione, quindi l'oggettistica, piuttosto che, e in mezzo ovviamente viene posto anche il volume, piuttosto che la documentazione fotografica, piuttosto che è una volontà forte, e speriamo rimanga. Ovviamente oggi deve rimanere, soprattutto per essere diciamo un riferimento identitario delle nuove generazioni che vedono allontanarsi l'origine diretta,
è un mantenimento di questa anche visivo, insomma, uno si immerge, quando entra in questi luoghi, si immerge in questa comunità, e lì credo possa anche essere approfondita e oggi anche sostenuta la parte appunto documentale. Noi, sapete, insomma, Filologia stiamo facendo in questi anni anche la digitalizzazione di tutto il nostro archivio documentale. È un archivio tra l'altro importante, vincolato dalla stessa soprintendenza ai beni artistici, ai beni librari, archeologici, artistici, archivistici del Friuli Venezia Giulia, e quindi adesso siamo arrivati circa al 50% della digitalizzazione, che consentirà, effettuata probabilmente con le tecnologie, con i protocolli, consentirà una consultazione, consente già una consultazione online, quindi diretta da parte degli interessati, e quindi questo vuole essere anche un'offerta ulteriore che si fa nella dimensione più ampia oggi possibile, direi globale, circa il fatto di una opportunità di mantenimento del tratto identitario, del tratto delle radici, di fatto della comunità cosiddetta friulana sparsa nel mondo stesso. Qual è anche un'attività che oggi cerchiamo di sviluppare, anche di rilanciare? Quella di riattivare a livello regionale l'archivio multimediale dell'emigrazione regionale, un'azione che si era avviata un po' simile a quello che è stato illustrato prima di questo archivio storico del Trentino, laddove una sorta di contenitore digitale in grado di raccogliere le testimonianze che ancora oggi esistono in maniera diffusa, che magari sono chiuse nei cassetti piuttosto che rimangono come patrimonio personale, perché siamo convinti che appunto sia forse una delle azioni più importanti per consolidare quella che è la storia, e quindi quella che è la nostra opportunità appunto di formare un archivio sempre più completo rispetto a questo tratto della storia della comunità friulana, del percorso che la comunità dei friulani ha avuto. Quindi la condivisione dell'archivio storico dell'ente per quanto riguarda la opportunità che l'ente stesso dà di accesso sia a chi ovviamente vuole studiare il fenomeno dell'emigrazione, il fenomeno dell'evoluzione anche storica della stessa, che è legata poi all'evoluzione economica della condizione del Friuli e della regione Friuli Venezia Giulia successivamente, la possibilità della consultazione da parte in remoto attraverso appunto gli strumenti che sono oggi di fruizione comune, come quelli che stiamo facendo adesso, possiamo confrontarci, sentirci, vederci, quindi di fatto abbiamo questa opportunità. E questo serve, credo, anche per stimolare o per rafforzare, diciamo, nei giovani oggi discendenti dall'emigrazione, ma che vivono nei paesi più lontani, poterli magari stimolare nel loro interesse, nella loro pratica anche culturale, di approfondimento culturale della storia dell'emigrazione e anche della storia delle proprie identità e delle proprie origini. Questo è sicuramente un dato. Il secondo dato è quello di sostenere quelle che sono le biblioteche sparse nel mondo, anche perché ovviamente la difficoltà legata al succedersi, come dicevo, delle generazioni, quindi anche al progressivo invecchiamento di quelli che sono oggi i membri più attivi dei Fogolar, porta al rischio della dispersione di questi patrimoni. Per fatti incidentali abbiamo avuto l'incendio della sede di Melbourne un paio di anni fa. La fortuna vuole che, proprio della biblioteca, la fortuna vuole che si sono impegnati soprattutto nel salvare il materiale che c'era all'interno e quindi a recuperare una parte, ma in altre sedi
il fatto della necessità di vendere le sedi, di sostituire le sedi, perché ci sono questioni legate appunto alla sostenibilità, soprattutto di strutture molto grandi, e alla modifica generazionale dei membri dei focolari, rischia di mettere poi o di disperdere, rischia di venga poi disperso il patrimonio, gli archivi che sono contenuti in queste. Quindi questo secondo me è un altro aspetto importante sul quale dobbiamo essere e sentirci impegnati. Perché poi il tratto, credo, della possibilità di mantenere il tema vivo ancora, il senso della comunità attraverso la tutela, la salvaguardia della identità che ognuno di noi e di loro, insomma, può vivere e svolgere nel posto in cui è oggi residente, deriva proprio dal materiale e da quello che noi possiamo offrirgli anche come strumento del ricordo, non solo lontano ma anche attivo e praticabile e fruibile. Ecco, quindi io credo che come Ente Friuli nel mondo questo sia un esempio, ecco, se possiamo dire, di questi archivi di comunità, ma soprattutto sia l'opportunità anche di mantenere la comunità nei suoi contenuti, appunto nei tratti fondamentali, che sono sicuramente la lingua, per il quale stiamo collaborando con la società filologica. I corsi di lingua friulana che vengono svolti online sono ovviamente richiesti e frequentati, ma questo è un tratto. È sicuramente il tratto della discendenza e quindi della genealogia e di quello che oggi viene comunemente anche definito come turismo delle radici o attività delle radici, ma è anche e soprattutto, direi, il fatto di mantenere gli archivi, di mantenere le biblioteche, di mantenere quella dotazione fondamentale che può essere consultata e può essere quindi condivisa quale proprio memoria storica del proprio passato e anche attività possibile del proprio presente, perché chi ne è interessato, chi è uno studioso, li può fruire proprio per svolgere la propria attività. E in questo senso, se troviamo dei giovani discendenti che hanno questo interesse, credo sia anche una opportunità per dargli il legame, per dargli motivo di sentirci legato ancora, evidentemente, sia ai nostri focolari, alle nostre comunità, sia appunto al Friuli storico attuale. Ecco, noi riteniamo che questo sia il tema sul quale confrontarci e sul quale poter quindi condividere quelli che sono gli argomenti che vengono discussi in queste giornate. Bene, prendo la parola io come sono Katia Bertoni, sono la bibliotecaria della Società Filologica Friulana. Vi ringrazio per l'invito. Io volevo vedere se riesco a condividere le slide che ho preparato. Le vedete? No? Vediamo Ecco. l'immagine della IB, vediamo il logo della IB. Questo qua. Ok. Ecco, adesso sì. Adesso le vedete? Sì. Ok. Ecco. Vi ringrazio dell'invito. Io chiaramente vi illustrerò brevemente l'archivio di comunità, diciamo l'archivio della Società Filologica Friulana, che è della biblioteca della Società Filologica Friulana, che è biblioteca di riferimento è biblioteca di interesse regionale e di riferimento per la comunità friulana, e come tale è stata riconosciuta dalla legge regionale 23 del 2015. La Società Filologica Friulana è ente di riferimento per lo studio e la promozione del patrimonio culturale del Friuli. La sua missione istitutiva è la valorizzazione della lingua e della cultura friulana. La Società Filologica è anche un istituto culturale riconosciuto dal Ministero della Cultura.
La sua biblioteca possiede circa 26.000 volumi e 400 titoli di periodici. All'interno delle raccolte della biblioteca sono presenti anche volumi e soprattutto periodici dedicati ad altre minoranze linguistiche. I fondatori della biblioteca avevano previsto una sezione di ladino dolomitico e di romancio, la lingua parlata prevalentemente dai grigioni della Svizzera. Per quanto riguarda i periodici, abbiamo scambi con riviste delle diverse minoranze, oltre che con quelle ladine. Vi do altri esempi, per esempio questo è il Bizanere in dialetto alvernese, dialetto della lingua occitana, il Bourdon, l'organo ufficiale dell'Associazione Letteraria Vallone, che ha sede a Charleroi in Francia, lo Gai Saber, sempre degli occitani di Tolosa, ma per esempio abbiamo anche il bollettino dell'Associazione del Folklore Irlandese con scritti in gaelico, per dire la diversità di documentazione che si può trovare all'interno della nostra biblioteca. Da un po' di anni la biblioteca sta portando avanti molti progetti di valorizzazione del proprio patrimonio documentario e bibliografico, con la catalogazione e digitalizzazione di volumi, di riviste, di fotografie, di video e di stampe. Quello di far diventare sempre più digitale il proprio patrimonio è uno degli obiettivi principali della società, in modo che tutti gli interessati possano fruirne, stando davanti al proprio computer o al proprio telefonino o altro device in qualunque parte del mondo si trovino. E quindi il riferimento non è solamente la comunità friulana locale, ma è la comunità friulana sparsa nel mondo, quella a cui accennava il presidente Jacob, ma è un po', diciamo, la platea di riferimento potremmo dire è il pubblico vasto del pianeta, insomma. Chiaramente la digitalizzazione garantisce anche la conservazione nel tempo dei vari materiali. Si tratta naturalmente di un work in progress che continua anche ora con l'inserimento di sempre nuove risorse. 2 attualmente sono i cataloghi che raccolgono il grosso lavoro di digitalizzazione portato avanti dalla società, Teche Friulane e Riviste Friulane. Qui potete vedere i link di riferimento. Clicchiamo quindi sul nostro www.techefriulane.it. Eccoci. E ecco qui la nostra home page di queste vetrine friulane che mettono assieme in un unico catalogo in linea il patrimonio digitalizzato della filologica, ma non solo. Qui troviamo anche il patrimonio di altri enti. Mi scusi se la interrompo. Mi scusi se la interrompo un attimo. Vediamo sempre solo la prima pagina, per cui se possiamo far scorrere le slide. Io le ho fatte scorrere. Da noi non si vede. Non è in condivisione lo scorrimento. Non è in condivisione. Queste le vedete così? Sì, però ecco, sì, deve cliccarle di volta in volta così le vediamo. Non posso metterla in presentazione, quindi? No. Ok. Grazie. Sì, mi spiace. Ecco, questo era quello che ho detto fino adesso. Quindi i 2 cataloghi digitali, dicevamo, le teche friulane, voi vedete l'home page, la vedete? No. Molto bene. No. Allora. Vediamo la slide, ma non... E allora di come parlava della slide. Però senza vedere, sì, la cosa bella era questa. Allora adesso se io provo ad andare a digitare direttamente il link, allora esco dalla presentazione in PowerPoint.
Ecco, ci siamo. Ci siamo di nuovo, scusate. Allora, provo a condividere. Vediamo un attimo. Condividi sotto la... Sì, questo. Allora. Ecco, condividi sotto lì. Non si vede. Allora, purtroppo non si vede più nulla. Così. Scusate un attimo, però se non vi faccio vedere i portali è un po'... Adesso vediamo. Ci siamo persi. Il tecnico non può aiutarmi in questo? Sì, allora deve condividere lei, purtroppo non possiamo, anzi adesso non abbiamo Sì, però non vedo la finestra che devo... È la prima, quella più avanti, quella lì. Questa qua siamo noi. Sì, mamma mia quante schede aperte. Perché viene moltiplicata n volte. Oh mamma. No, allora senta, ce lo descriva, se no non riusciamo ad andare avanti e abbiamo Allora, ancora interrompiamo la altri 3 condivisione e interventi. ripartiamo. Ecco, adesso questa la vedete? Sì, adesso sì. Sì, benissimo. Questa la vedete? Sì, tutto a posto. Mi sentite? Sì. Io non vi sento più. Noi la sentiamo? Stanno parlando ma non si sente. Mi stanno dicendo che vi sentono, non so se mi sentite. No, guarda che ha tolto l'audio, è barrato l'audio. Dove? Quello nero lì in centro, vedi lì, nella finestrella nera. Scendi giù. Ah, no, torna a rimetterlo. No, faccio vedere. Dove? No. Allora, rimettimi, eccoli, vedi? Qui. No, di là, quell'altro, hai tolto l'audio. Vieni qua. Ah. No, scendi già, guarda di qua. Qui. Lì. Ma non posso. Non puoi attivare il microfono. Ah, ok, va bene. Noi non sentiamo, ma voi mi sentite, l'importante è quello. Allora, vi dicevo, il portale delle teche friulane, dove... non posso scorrere. Vabbè. È meglio che lo racconti. Mi tocca raccontarvelo perché non riesco a muovere, non c'è niente da fare. Quindi, diciamo, queste vetrine mettono assieme in un solo catalogo il lavoro di digitalizzazione portato avanti dalla Filologica, dicevo, e che non riguarda solo il proprio patrimonio, ma anche quello di altri enti e istituzioni culturali friulane. Se io riuscissi ad andare giù, il materiale qui è diviso in 4 sezioni. Abbiamo i nostri fondi fotografici, materiale multimediale, la biblioteca digitale e una sezione dedicata agli altri patrimoni culturali con la raccolta dei manifesti friulani e dei video etnografici. Ogni sezione è a sua volta suddivisa in sottosezioni contenenti ciascuna specifici fondi e collezioni tematiche. Provo a mettere quantomeno il PowerPoint, così forse... Ecco. Mi riuscite a seguire un pochino meglio? Non vediamo nulla. Ok. Facciamo così, se lei ce lo racconta, Ok. riusciamo ad andare avanti perché abbiamo appunto altri interventi. No, non riesco più a scorrere, va bene, non riesco più a scorrere nemmeno il PowerPoint. Forse devi interrompere la condivisione. La novità più importante, più interessante per gli utenti del web è la possibilità di fare ricerche su tutti i cataloghi e non solo su una parte, quindi una ricerca integrata per temi, località e tipologia di materiale. Se per esempio in home page metto il nome di un paese di riferimento,
mi compaiono come risultati i libri, gli articoli, le fotografie, le cartoline, i materiali video e audio che riguardano quella data località. Io qui volevo farvi un esempio pratico, ma non c'è la possibilità. E capite bene la convenienza di uno strumento di questo tipo. È possibile fare ricerche da casa nostra, quando abbiamo tempo, dovunque ci troviamo in quel momento e in qualsiasi parte del mondo. In home page poi vengono proposti anche dei percorsi per facilitare l'esplorazione dei contenuti del portale, e i percorsi sono fatti con tutte le tipologie di materiali presenti sul sito. L'altro portale di cui vi volevo parlare riguarda, eccoci qua, le riviste friulane che si trova all'indirizzo www.rivistefriulane.it. È una banca dati che raccoglie quasi 30.000 articoli per un totale di 345.000 pagine digitalizzate. Attualmente sul portale sono 16 periodici accessibili, periodici non solo della Società Filologica Friulana, che sono il Cefasto e il Soplanape, ma anche di diversi istituti culturali friulani che hanno creduto nelle potenzialità di questo strumento per valorizzare le proprie ricerche, i propri studi, e che la Filologica ha riunito in un unico progetto. Adesso qui non sto a elencarli tutti perché sarebbe troppo lungo. Si tratta comunque delle più prestigiose riviste di studi storici e umanistici del Friuli Venezia Giulia. Attraverso il catalogo delle riviste friulane anche l'utente meno esperto può raggiungere in maniera facile e veloce le risorse di interesse. E quindi è possibile scaricare o consultare direttamente in linea testi che riguardano la storia, l'arte, la cultura friulana, ma anche testi di letteratura, quindi testi in lingua friulana. E questo per gli utenti e in particolare quelli della comunità friulana rappresenta una documentazione molto importante e di sicuro interesse, sia per ricerche più scientifiche, ma anche per rimanere in contatto con la propria comunità. Anche qui volevo farvi vedere un esempio pratico, ma non c'è la possibilità. Per promuovere i contenuti del catalogo, il sito delle riviste friulane propone dei percorsi di ricerca con articoli già scelti su diversi temi, quali fatti storici, personaggi, letteratura e tradizioni popolari e molto altro. I numeri del download nel 2024 sono alti, siamo molto contenti, parliamo di 80.840 download dai cataloghi in linea, cioè più di 80.000 documenti scaricati. Questo ci fa capire l'apprezzamento da parte della comunità di questo tipo di archivio e di questo tipo di disponibilità di documenti e materiali. Quindi la Società Filologica continuerà in questa opera di innovazione nella valorizzazione della cultura friulana. È chiaro che la digitalizzazione ci permette di condividere questo nostro patrimonio con il mondo intero, sia con le comunità friulane all'estero, ma anche con i semplici interessati alle cose friulane. Grazie. Grazie a voi, complimenti Grazie. per il lavoro che state svolgendo. La parte conclusiva del nostro intervento e vi presento, spero possiate vedere in condivisione il mio schermo. Eccoci qua, vedete la slide. E vi Sì, vediamo. Si vede. in modo da non creare
conflitti. Vi racconto molto brevemente dall'esperienza di presentazione che voi avete curato per la sezione AIB Friuli Venezia Giulia sul vostro fondo Fogolar Furlano ospitato a Bolzano. È nata in noi, come vi dicevo, la curiosità di capire qualcosa sulle biblioteche friulane nel mondo. Abbiamo visto il grandissimo progetto di digitalizzazione, di messa a disposizione della Società Filologica Friulana di molto materiale per ricerche e documentazione online. Abbiamo ascoltato dal presidente Jacob di Ente Friuli nel Mondo tutto il lavoro di digitalizzazione che l'ente sta intraprendendo. Lato AIB Friuli Venezia Giulia volevamo un po' indagare quali sono i Fogolars che custodiscono una biblioteca e fare loro alcune domande un po' tecniche, ecco, da bibliotecari e archivisti, ma per capire un po' qual è la situazione e comprendere anche cosa effettivamente rappresentano biblioteche e archivi per i componenti dei Fogolars. Quindi un questionario strutturato in 2 parti, sezione biblioteca, quindi il tuo Fogolar ha una biblioteca, il tuo Fogolar ha una sede per la biblioteca e alcune note sull'apertura al pubblico e sulla tipologia di utenti e lettori, quanti libri ci sono nelle biblioteche di questi Fogolars, da dove arrivano i libri, quindi acquisto, donazione della società filologica o donazioni. Per la sezione archivio, domande molto simili, quindi il tuo Fogolar ha un archivio, questo archivio è riordinato e inventariato, ha una sede e da che anno circa parte la documentazione presente nell'archivio. E poi abbiamo lasciato un campo aperto finale in cui abbiamo chiesto a chi ai Fogolars che hanno aderito all'iniziativa di raccontarci qualcosa che potesse essere interessante a loro avviso sulla loro biblioteca. Vi dicevo, è una ricerca in fieri appena partita, però stiamo ricevendo le prime risposte, quindi dall'Australia al Lussemburgo, da Milano a New York, le risposte ci raccontano comunità diverse ma unite dall'affetto per le proprie radici friulane. Le biblioteche e gli archivi diventano punto di riferimento anche simbolici per custodire memoria e identità. Allora, le prime risposte, come vedete, gran parte dei Fogolars hanno una sede, delle biblioteche dei Fogolars hanno una sede, hanno una biblioteca, sulla sede c'è un po' più di difficoltà, nel senso che non sempre queste biblioteche riescono a essere ospitate e custodite in spazi adeguati. Qua vedete le prime risposte sulla provenienza dei libri e appunto quello che emerge, alcune considerazioni siamo riusciti a farle, anche se le risposte sono ancora poche, che le biblioteche sono aperte ai soci in orari definiti e altre su appuntamento. E in molti casi ovviamente la biblioteca è custodita nella sede del Fogolar, quindi è un tutt'uno, e il patrimonio di queste biblioteche è molto vario, nel senso che si va da poche centinaia di libri, poche decine di libri, agli oltre 2000 volumi della biblioteca per esempio del Fogolar di Milano. Ci sono oltre che a monografie anche riviste e materiale multimediale. Qua vedete il prospetto delle risposte per gli archivi, quindi il tuo Fogolar ha un archivio, sì certo, come anche detto dal presidente di Ente Friuli nel Mondo, l'archivio è considerato prezioso per la storia della comunità friulana all'estero. L'archivio è riordinato e inventariato. Anche in questo caso non sempre prevalgono gli archivi non riordinati e inventariati, però da bibliotecaria e archivista mi unisco un po' alla considerazione che ha fatto Jacob di trovare nelle nuove generazioni di friulani all'estero dei giovani studiosi che abbiano anche delle competenze per poter gestire questo patrimonio veramente importante che appunto è di tipo archivistico
bibliografico. Sempre sugli archivi dei Fogolars, appunto, non sempre c'è una sede dedicata, spesso sono conservati proprio a casa del presidente o del segretario del Fogolar. Gran parte non sono riordinati e inventariati, quindi anche relativamente all'anno di inizio di documentazione riceviamo risposte un po' vaghe, nel senso che si pensa che la documentazione parta dall'anno di fondazione del Fogolar, però ovviamente finché non c'è riordino e inventariazione non c'è certezza di questo dato. Alcune voci, come vi dicevo, c'è un campo libero da compilare, voci dai Fogolars che ci testimoniano impegno, fragilità e amore per la memoria friulana. Per esempio il Fogolar Lussemburgo sono rinati da poco, nel 2022, non ha ancora una biblioteca, ma un archivio storico e amministrativo custodito nella sede, con documenti che risalgono al 1964. La Famille Furlane di New York ha una biblioteca che è custodita, conservata nel club, che raccoglie centinaia di libri donati da enti e associazioni ed è aperta al pubblico in orari definiti. C'è poi il Fogolar di Milano che sta cercando una nuova sede per la sua biblioteca perché appunto non potrà più essere ospitata nella sede attuale, e si tratta di una biblioteca decisamente consistente perché sono oltre 2000 volumi. Come AIB ci siamo messi in contatto con la sezione Lombardia e stiamo organizzando una call alle biblioteche lombarde per capire se qualcuna è disposta a ospitare questa biblioteca, un po' replicando la buona pratica che si è verificata a Bolzano con l'acquisizione e la valorizzazione da parte della biblioteca provinciale. Quindi speriamo possa andare bene. Sempre per le voci dai Fogolars abbiamo la testimonianza abbastanza estesa, e dopo ci hanno anche mandato un'email per raccontarci un po' di cose, del Fogolar di Guascogna, che ci dice sono rimasti in pochi e appunto il presidente e il segretario sono persone anziane. I libri sono stati inventariati da poco. Per quanto riguarda l'archivio abbiamo perso informazioni. Io ho informazioni su carta e computer, e dopo continuano la loro testimonianza in friulano e ci dicono che sono appunto anziani e non trovano nessun giovane per poter continuare questa tradizione e custodire tutto il patrimonio del Fogolar. Ci raccontano che sono in pochi a parlare in quella zona friulano-italiano, ma che nella loro provincia ci sono ben circa 10 associazioni di cultura italiana, e che insomma vengono anche organizzati molti corsi di lingua. Per quanto riguarda la loro biblioteca, la tradizione vuole che ogni primo giovedì del mese si ritrovino per parlare friulano e leggere testi che prendono che scaricano da Wikipedia in lingua friulana, quindi testi semplici con grafie semplici, ma per mantenere viva la tradizione linguistica della loro terra di origine. E ci raccontano che è un Fogolar molto, molto antico, perché appunto sta per compiere 100 anni. È già stato fatto un accenno alla situazione del Fogolar di Melbourne, alla sua biblioteca, che appunto era stata inaugurata nel 2023, però dopo, a causa di un incendio, tutto gran parte del patrimonio è stato salvato, però il Fogolar è in attesa di una nuova sede, che non si sa se potrà essere il
il club in cui era ospitato o un'altra. Online ho trovato proprio la dichiarazione del Club Fogolar Furlan, che dice che temporaneamente appunto sono sprovvisti di una sede a causa di questo incendio, e anche l'immagine di tutto il materiale salvato che è stato portato in salvo dai vigili del fuoco e dal personale del club, e che attualmente è custodito al sicuro in un garage. Quindi qua vedete l'immagine. Cosa emerge da questi primi dati sulle biblioteche e sui Fogolars Furlans? Che costituiscono una rete di memoria oltre i confini. Le biblioteche e gli archivi sono vissuti come luogo di incontro, trasmissione linguistica e cura del ricordo. Si tratta di una rete viva che, nonostante le distanze, custodisce e rinnova la cultura friulana. Ogni biblioteca e ogni archivio sono come radici che crescono oltre i confini, nutrendosi delle stesse tradizioni, storia e lingua. Emerge che è un patrimonio talvolta fragile, ma decisamente vivo. Grazie. Grazie per questo vostro contributo, e adesso passiamo la parola a Martina Zoratto di Cinema Zero, che dovrebbe essere collegata con noi. Buongiorno. Non la vediamo, ma è questione di... Intanto Ecco. appunto, ecco, volevo intanto ringraziare ancora Martina Contessi, Katia Pertoni e Franco Jacob per le loro relazioni, per averci raccontato quello che viene fatto a tutela e per conservare le tradizioni, ma soprattutto anche per mantenere dei contatti, dei collegamenti, delle reti in tutto il mondo da parte della regione Friuli Venezia Giulia attraverso le sue associazioni, la società filologica, e abbiamo visto anche l'ente Friuli nel mondo, nonché la sezione AIB Friuli Venezia Giulia. Passiamo la parola adesso a Martina Zoratto di Cinema Zero, sempre della regione Friuli Venezia Giulia, che ci racconta le memorie animate di una regione, una raccolta digitalizzata e il riuso di film amatoriali in Friuli Venezia Giulia. A lei Martina Zoratto, grazie. Grazie. E allora innanzitutto buongiorno a tutti e a tutte, e vi ringrazio per l'invito e per la possibilità di essere con voi, seppur virtualmente, per raccontarvi un po' questo progetto a cui Cinema Zero tiene particolarmente. E il progetto, appunto, Memorie animate di una regione, raccolta, digitalizzazione e riuso dei film amatoriali del Friuli Venezia Giulia, nasce da una progettualità condivisa dal sistema delle mediateche, il sistema regionale delle mediateche del Friuli Venezia Giulia, che si compone della mediateca di Cinema Zero di Pordenone, che ho il piacere qui e anche l'onore di rappresentare, della mediateca Ugo Casiraghi di Gorizia, della mediateca Mario Quarniolo di Udine e della Cappella Underground di Trieste. Il sistema nasce grazie alla legge cinema, la legge regionale approvata dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia nel 2006, che permette la nascita e la fioritura di realtà cinematografiche, la nascita di festival dedicati, e crea, diciamo, un terreno fertile e ideale per la fioritura di questo tipo di iniziative. E in particolare il sistema regionale delle mediateche nasce proprio in questo contesto grazie a 4 realtà e istituzioni cinematografiche di riferimento, che sono un po' all'interno del territorio regionale i punti di riferimento veri e propri in termini di promozione e divulgazione del linguaggio audiovisivo e di tutte delle progettualità correlate. Ad oggi ciascuna mediateca si presenta un po' come un microcosmo all'interno del quale è possibile giocare, apprendere, sperimentare e in qualche modo mettersi in gioco in un ambiente, in un clima protetto, in cui è possibile alternare delle attività strutturate, quindi laboratoriali o improntate alla didattica, ma anche attività libere e ricreative di intrattenimento.
Quello che il Polo, il sistema regionale delle mediateche, ha ambito e in parte sta riuscendo a realizzare è quello di innanzitutto creare una rete di competenze per cercare ovviamente di perseguire degli obiettivi più importanti e ambiziosi, ma anche riuscire in qualche modo a educare l'utenza, quindi a educare un'utenza alla visione del film e degli altri testi audiovisivi e creare così un pubblico consapevole, curioso, ma anche dotato di un fondamentale spirito critico. E ritornando al concetto di rete, che è un po' alla base di tutti gli interventi, mi sembra, di questo convegno, il progetto di Memorie Animate non potrebbe essere possibile senza l'apporto di tutta una serie di istituzioni e realtà che sono impegnate un po' nelle varie fasi di cui questo progetto si compone, quindi istituzioni legate alla conservazione e alla preservazione del patrimonio, ma anche realtà tecniche legate al restauro e alla digitalizzazione delle pellicole e anche una serie di partner, senza il cui sostegno appunto il progetto non sarebbe realizzabile. Devo menzionare necessariamente l'Università degli Studi di Udine, il cui apporto al progetto è fondamentale e in particolare grazie alla messa a disposizione del loro laboratorio tecnico, la camera ottica, che è appunto specializzato nel recupero, nella revisione e nel restauro delle pellicole filmiche, e la Cineteca del Friuli, che invece mette a disposizione una parte del suo archivio climatizzato per la conservazione profonda delle bobine, la Soprintendenza Archivistica della Regione, e anche il progetto beneficia della collaborazione di AVI, Associazione Italiana delle Mediateche e delle Videoteche, e ovviamente non da ultimo del sostegno prezioso della Regione. E all'interno di un progetto, un programma di raccolta e di recupero articolato come Memorie Animate, è fondamentale partire da quello che è un po' il perno, in qualche modo l'imperativo concettuale di partenza, che risiede proprio nella definizione stessa di film di famiglia. Quindi il progetto muove proprio dalla consapevolezza che un film di famiglia si definisce tale quando risponde a una specifica definizione. In questo caso stiamo parlando, come sapete, di brevi registrazioni audiovisive, ovviamente di natura amatoriale, quindi realizzate da soggetti privati e per lo più all'interno della propria dimensione familiare, quindi immagini che immortalano momenti di vita privata e della realtà quotidiana. La funzione primaria di queste immagini è fondamentalmente la conservazione della memoria affettiva, e per questo, guardando queste immagini, ci troviamo di fronte momenti di convivialità, ricorrenze, cerimonie, varie fasi anche evolutive, tra virgolette, dei vari membri della famiglia, quindi si pensi alle prime volte dei bambini o ai singoli traguardi di un individuo all'interno di un nucleo familiare, e quindi tutta una serie di momenti che il cineamatore o la cineamatrice hanno interesse a immortalare, a conservare sotto forma di immagini in movimento. Le proprietà di fatto che definiscono lo statuto, semplificando, del film di famiglia, del film amatoriale di famiglia, sono fondamentalmente riassumibili in 3 punti. Il primo è sicuramente la non professionalità delle riprese. Le riprese, lo abbiamo detto, sono amatoriali, non guardano a dei canoni rigidi da un punto di vista tecnico ed estetico, poiché non è quello l'obiettivo, come abbiamo detto, e spesso appunto mancano delle fasi che invece all'interno della produzione audiovisiva canonica professionale sono fondamentali. Si pensi ad esempio all'azione di montaggio o alla presenza di una sceneggiatura,
e soprattutto ovviamente il tutto viene realizzato ricorrendo a una strumentazione substandard, quindi lontana appunto da quella che è ancora una volta la dimensione professionale, la produzione audiovisiva professionale. La seconda proprietà sicuramente è quella della spontaneità e dell'autenticità delle immagini, che godono di questa patina di naturalezza nei modi e nella gestualità che dal nostro punto di vista ovviamente conferisce un valore aggiunto, se non altro dal punto di vista antropologico e sociologico. E infine l'ultimo punto che definisce il film di famiglia è la prevalenza appunto del valore affettivo e documentaristico rispetto invece a quello tecnico o artistico. Quindi Memorie Animate si muove proprio all'interno di questo bacino di materiali, e in particolare guarda a un corpus documentale che spazia dagli anni 50 agli anni 80 del Novecento, e lo fa ovviamente a partire dalle pellicole in formato ridotto, quindi formati ridotti rispetto ovviamente a quella che è la larghezza del formato standard, quindi il 35 mm, e che all'interno dell'archivistica amatoriale compaiono in diverse forme. Le categorie principali che è più facile incontrare nella raccolta di questo tipo di materiali sono purtroppo raramente il formato 9,5, che è il primo a essere stato introdotto nel mercato a rivolgersi a un'utenza domestica, ma proprio anche per questo tra i più difficili da individuare, e all'interno dei fondi familiari, il 16 mm, che invece ha un ampio uso, ma soprattutto all'interno delle associazioni, delle organizzazioni, o comunque in un contesto istituzionale che può spaziare da quello industriale a quello educativo. E poi abbiamo i due grandi protagonisti, che sono i protagonisti del progetto in termini di formato e di supporto, che sono l'8 mm e il Super 8. Due formati, tra virgolette, fratelli, proprio perché la larghezza delle pellicole è la medesima, ma l'8 mm è sicuramente il più diffuso, è quello che ha trovato un utilizzo più ampio, mentre il Super 8 è una sorta di sua evoluzione, quindi un'ottimizzazione dello spazio sulla pellicola dedicato all'immagine, grazie alla riduzione delle perforazioni e quindi anche alla possibilità di inserire una pista sonora. Quindi Memorie Animate nasce all'interno di una riflessione che viene appunto condotta sull'importanza del film di famiglia in formato ridotto, appunto, e quindi ci orientiamo all'interno di una zona dei cinema studies un po' sicuramente tra le più affascinanti, ma anche da un certo punto di vista tra quelle fino a qualche anno fa meno esplorate. Quindi una zona, sicuramente un bacino di materiali difficile da mappare con precisione e da definire in maniera esaustiva, ma anche proprio per questo caricato di un valore inestimabile da un punto di vista sociale, artistico e anche identitario. E questi artefatti sono solitamente considerati dei documenti stratificati, perché non siamo di fronte a delle testimonianze, a delle narrazioni oggettive, ma quasi a quelli che vengono definiti dei controarchivi, quindi delle prospettive laterali, personali, ma quindi ancora più adatte a porsi al servizio di una costruzione di identità sia individuali che collettive. Stiamo parlando appunto di artefatti unici che quindi spesso esistono in copia unica, e questo rende ancora più urgente dal nostro punto di vista la loro conservazione.
Essi, lo abbiamo già accennato, si dedicano soprattutto a immortalare e a rappresentare momenti di convivialità, di socialità e della vita intima di un nucleo familiare, ma non si limitano a registrarli. E la macchina da presa all'interno della dimensione domestica è una presenza che appunto non si limita a registrare quanto osserva, ma anche tende a trasformare questi momenti in quasi dei rituali culturali e appunto familiari. Si pensi anche a quello che è l'atteggiamento, i comportamenti dei membri familiari di fronte alla macchina da presa, a come essi inevitabilmente si modifichino alla comparsa di un obiettivo e allo stesso tempo quindi convivono un'esigenza di in qualche modo raccogliere e fermare un ricordo, una memoria, allo stesso tempo anche un certo desiderio e bisogno di performare. Anche il momento stesso della visione domestica di questi filmini è un momento che in qualche modo trasforma un salotto, una stanza, in una piccola sala da proiezione. Pensiamo alla creazione del contesto giusto dedicato alla proiezione domestica, quindi la ricerca di una stanza buia, l'attivazione di un proiettore, magari l'applicazione di un lenzuolo che faccia da schermo. Tutto questo ha ovviamente quelle che sono le caratteristiche, le proprietà di un vero e proprio rituale di famiglia che si codifica e si ripropone nel tempo. Quindi il valore affettivo, se vogliamo, è un po' l'asse centrale attorno al quale è necessario, insomma, formulare tutte le riflessioni teoriche su questo tema. E le riprese che ci troviamo a osservare non sono mai neutrali, sono sempre il riflesso di uno specifico punto di vista, che è quello del cinematore, che è interno alla dimensione che egli stesso riprende. Quindi vi è sempre un intento memorialistico e un desiderio di perpetuare in qualche modo la presenza del soggetto, sia esso un familiare, quindi un individuo, una persona cara, sia esso anche un luogo o uno specifico momento, quindi perpetuare questa presenza in una sorta di ritratto animato. Quindi in questo senso i filmini di famiglia si presentano come dei veri e propri media della memoria che sono in grado di stimolare un ricordo. E all'interno di questa riflessione è anche interessante notare come spesso i membri del nucleo siano al tempo stesso gli attori, tra virgolette, del film di famiglia, ma anche gli stessi spettatori. Quindi proprio per questo motivo loro non hanno la necessità che un film di famiglia racconti una storia, quindi proponga una narrazione. Hanno semplicemente bisogno di un innesco, di una riattivazione della propria memoria nel momento in cui poi andranno a osservare, a riproporre la visione di questi film, magari in una proiezione collettiva e condivisa. E proprio per via della complessità di questi artefatti, di questi documenti stratificati, sarebbe ottimale non analizzarli come singoli elaborati, come singoli frammenti isolati di immagini, ma andrebbero valutati nella loro integrità d'insieme. E in questo discorso appunto è centrale il tema del fondo familiare, quindi concepito come un insieme più o meno organico di fondi, il cui studio ci permette di conoscere il soggetto cineamatore, la sua famiglia o la sua associazione a seconda della natura ovviamente del fondo, e anche percepirne un po' le trasformazioni nel corso del tempo. E
Diciamo che proprio per via di tutti questi spunti che una riflessione teorica sul tema dei film di famiglia ci permette di fare, è innegabile guardare a questo bacino di materiali come a un archivio di comunità, un archivio latente in qualche modo di emozioni, di memorie e di identità, che ovviamente andrebbe lavorato attraverso una metodologia appropriata, una metodologia innovativa che sia magari in grado da un lato di cogliere la profondità umana di questi materiali, ma allo stesso tempo anche l'importanza storiografica. Ecco quindi che il nostro progetto Memorie Animate di una Regione nasce proprio da tutte queste considerazioni e nasce più o meno formalmente a Gorizia nel 2018 e al primo Movie Day, che viene realizzato proprio per rendere la cittadinanza consapevole dell'importanza di queste fonti e magari anche sensibilizzarla e incentivarla alla donazione dei propri materiali in funzione della loro riscoperta e conservazione. E sebbene la quantificazione ovviamente di un tale bacino, di un tale patrimonio sia ancora in corso, ancora difficile da tracciare nei suoi contorni, già nel 2018 si percepisce che un programma di raccolta capillare può essere effettivamente un'idea da condividere con l'intero sistema delle mediateche e questa consapevolezza è anche incrementata dalla considerazione che fino alla liberalizzazione del sistema televisivo, quindi fino all'interruzione del monopolio della RAI e della conseguente nascita delle emittenti locali, i cinematori erano un po' probabilmente inconsapevolmente i reporter della vita locale, coloro che appunto non perdevano occasione per ritrarre anche le tradizioni locali, le sagre, gli eventi, gli accadimenti storici e quindi tutto questo ricchissimo patrimonio di informazioni oggi è possibile tentare perlomeno di recuperarlo proprio preservando queste testimonianze audiovisive molto preziose. E i due obiettivi centrali del progetto emergono appunto già in questo primo Movie Day nel 2018 e sono primo fra tutti la conservazione e preservazione dei materiali, quindi la messa in sicurezza delle pellicole che appunto essendo dei materiali inevitabilmente soggetti al deperimento vanno conservate in appositi archivi climatizzati, quindi con le giuste condizioni di temperatura e di umidità, quindi un primo obiettivo per la salvaguardia del supporto attraverso un'azione di tutela archivistica attiva e invece il secondo obiettivo è legato più alla valorizzazione e al riuso creativo dei contenuti invece di queste pellicole che per essere salvate dall'oblio dell'archivio, passatemi il termine, necessitano anche di una divulgazione, di una restituzione pubblica e appunto alla cittadinanza. E l'acquisizione ad oggi delle pellicole avviene come un'opera di ricognizione sistematica ormai rodata a 6 anni dalla prima esperienza e si privilegiano sia ovviamente i fondi privati che quelli legati a associazioni attive nel territorio. E un esempio di quest'ultimo caso è ben rappresentato dal fondo dell'Associazione Casa del Popolo di Torre di Pordenone, che proprio Cinema Zero ha ottenuto in donazione, ha ricevuto in donazione e che va a raccogliere tutte le attività, i cortei, le proteste, le manifestazioni in che vedevano coinvolta l'associazione di riferimento. E le mediateche, interessante notarlo, in comunque relativamente pochi anni sono riuscite a diventare degli interlocutori accreditati
quindi i donatori affidano con fiducia i fondi anche poi nella speranza appunto di una loro messa in sicurezza e conseguente valorizzazione. Come già enunciato anche dal sottotitolo stesso del progetto, che è appunto raccolta, digitalizzazione e riuso dei film amatoriali, il programma si struttura in una serie di sequenze operative e prima fra tutte vi è la raccolta. La fase di raccolta appunto inizialmente coincideva con l'organizzazione di un Movie Day, presso il quale le persone erano incoraggiate a portare i loro fondi familiari, ma la strategia si è un po' evoluta negli ultimi anni e grazie anche a un aumento delle richieste di donazione e ad oggi viene condotta con continuità nell'arco dell'anno e poi a discrezione ovviamente delle singole mediateche. Questo è reso possibile anche grazie a una campagna di sensibilizzazione che viene condotta anche in questo caso con continuità sui social, sui canali social del progetto e sulla piattaforma web che viene aggiornata con le news e i contenuti e in qualche modo mantiene attivo l'apparato comunicativo del progetto stesso. La formalizzazione della donazione avviene ovviamente tramite un appuntamento con il donatore, una serie di documenti per formalizzare l'atto. Si parte dall'atto di donazione e ovviamente congiunto poi alla liberatoria per l'utilizzo delle immagini proprio per consentire questa attività di valorizzazione e divulgazione dei contenuti e si conclude poi con una ricognizione di quella che è la consistenza del fondo e la compilazione e l'esecuzione da parte del personale della mediateca di un inventario prezioso perché sarà la parte il punto di partenza poi di tutte le fasi successive in cui si tenta di descrivere l'apparenza del fondo, di trascrivere tutti i dati e dar loro un ordinamento logico e raccogliere tutte le informazioni che sono diciamo rilevabili dall'osservazione esterna del supporto delle pellicole e dei loro contenitori. Al termine di questa fase si procede con l'invio delle bobine e della relativa documentazione al laboratorio, appunto la camera ottica dell'Università degli Studi di Udine, dove ha avvio la seconda fase, che è appunto quella della digitalizzazione e del restauro delle immagini. E la collaborazione con l'università, tra l'altro, ha garantito anche l'organizzazione di giornate di studio e convegni, dibattiti proprio attorno a quelle che possono essere le migliori pratiche di raccolta e conservazione del patrimonio audiovisivo amatoriale del territorio. In laboratorio i tecnici appunto procedono alla scansione di ciascuna pellicola. È particolarmente prezioso il contributo del laboratorio dell'università perché hanno a disposizione gli scanner per i rispettivi formati e da ciascuna bobina, ogni singola bobina, si ricava due file digitali. Il primo è una copia master che è ad altissima risoluzione e che viene appunto realizzata per la conservazione profonda su supporti di stoccaggio. Dopodiché vi è una seconda copia che invece è quella di accesso, che ha una risoluzione minore ma comunque ottimale per la visione, il trasferimento e quindi anche adatta per la condivisione e più facilmente accessibile. A questo punto le versioni digitalizzate vengono restituite alla mediateca che detiene il fondo sul supporto hard disk, mentre le pellicole vengono trasferite a Gemona, alla Cineteca del Friuli, dove appunto vengono conservate nell'apposito archivio. E in questo caso, nell'ultimo anno, Cinema Zero ha
in qualche modo acquisito anche un archivio dedicato, che in realtà non è ancora aperto al pubblico, appunto perché è più deputato assolutamente alla conservazione, e conserva da una parte tutto il materiale librario delle collezioni della Mediateca, quindi dai fondi ottenuti in donazione dai critici cinematografici fino poi ai manuali, alle enciclopedie e alle varie monografie sulla storia del cinema, ma anche una cella climatizzata che è deputata alla conservazione dei fototipi delle collezioni fotografiche di Cinema Zero, e in parte anche ai nuovi fondi che continuano fortunatamente ad arrivare sotto forma di donazioni. E anche nelle ultime settimane abbiamo acquisito due fondi in particolare che riassumono proprio anche l'importanza culturale di questo tipo di raccolte, di collezioni. Il primo è il Fondo Studio Falomo, che è un po' il risultato dell'attività decennale di quello che fu uno dei primi studi fotografici di Pordenone, che è appunto lo studio di Piero Falomo, e che è molto perché parte da una base di una ricca documentazione cartacea, ma anche una ricca parte di diversi fototipi, dai negativi su lastra ai negativi in pellicola, fino poi alle diapositive e ai positivi fotografici, e anche una parte cospicua di filmini amatoriali, appunto in formato ridotto. E il secondo fondo di recente acquisizione è il fondo della famiglia Benoît de Cecco, che quindi un po' segue quelli che erano i viaggi di lavoro attorno al mondo dello scenografo di fama mondiale Nicolas Benoît, e della moglie che era il soprano di Isma de Cecco. Ecco quindi che anche la fase di digitalizzazione, recupero e restauro è giunta a compimento, e a quel punto si può procedere con la catalogazione, e anche in questo caso è un servizio che viene fornito dall'Università di Udine, e che ovviamente, a differenza dell'inventario, non si focalizza più tanto sull'aspetto tecnico relativo al supporto, alla descrizione esterna, quanto invece all'approfondimento dei contenuti di queste bobine. Fondamentale in questa fase è anche il contributo dei donatori, che vengono chiamati dai referenti della Mediateca e dal catalogatore in occasione di un'intervista strutturata, e quindi si procede insieme alla visione di parte del girato, ovviamente nella sua versione digitale, e il donatore appunto è chiamato a commentare quanto vede, proprio per aiutare nell'identificazione dei luoghi, nel riconoscimento dei volti, e quindi dare degli indizi che aiutino poi il catalogatore a interpretare il contenuto. E in questa occasione al donatore stesso viene rilasciata una copia su supporto hard disk della versione digitalizzata del fondo donato, in modo tale che vi sia anche una restituzione, la possibilità di visionarlo in famiglia e quindi conservare una copia personale. E approdiamo alla fine all'ultima fase, che è un po' quella più interessante, sicuramente con più potenziale creativo, che è quella della valorizzazione e del riutilizzo artistico, che è appunto finalizzata proprio anche alla condivisione pubblica di quanto fatto. E tra le variazioni di valorizzazione che Memorie Animate ha condotto negli anni, ci sono sicuramente da un lato l'implementazione del portale, che è appunto il sito www.memorieanimatefvg.it, che raccoglie tutte le versioni appunto digitalizzate caricate tramite YouTube delle singole bobine suddivise per fondo. Quindi per ciascuno di questi fondi è possibile risalire alle informazioni della scheda catalografica e visionare poi le digitalizzazioni di ogni filmato. Un'altra azione è sicuramente quella degli eventi pubblici,
quindi delle proiezioni, delle performance e degli incontri con i professionisti, e la terza, quella su cui sicuramente c'è più interesse nell'investire, è quella della produzione audiovisiva. In particolare i principali destinatari di questo format sono essenzialmente le storie, le scuole del territorio, che diventano protagoniste attive. I ragazzi e le ragazze delle scuole del territorio diventano i protagonisti attivi di una rielaborazione creativa e una manipolazione di questo tipo di materiali. Un esempio pratico è accaduto lo scorso maggio, e in occasione della quinta annualità, che era dedicata al tema del paesaggio, quindi a come le pellicole amatoriali diventino anche un po' testimoni delle trasformazioni che il paesaggio subisce nel corso degli anni, e le 4 mediateche hanno organizzato 4 residenze artistiche in cui le ragazze e i ragazzi partecipanti avevano l'occasione di esplorare i fondi amatoriali, di entrare in confidenza con i materiali e di scegliere, condividendo appunto a gruppi un processo creativo, come rielaborarli attraverso un montaggio delle varie clip estrapolate e l'integrazione di una voce narrante che in qualche modo arricchisse la produzione, l'elaborato. Ciascuna delle residenze artistiche era ovviamente condotta da un professionista del settore e un regista o documentarista. Nel caso della Mediateca di Pordenone, il professionista coinvolto è stato Massimo Danolfi, che insieme a Martina Parenti è noto per il suo impegno all'interno del cinema del reale, legato ovviamente anche al concetto di archivio e di documento, e Massimo ha potuto appunto lavorare con i ragazzi e arrivare alla produzione di 5 videosaggi che i ragazzi hanno prodotto, e il cui in qualche modo obiettivo didattico è duplice. Da un lato quello di dare in qualche modo, stimolare delle nuove narrazioni, cercando da un loro punto di vista di ridare senso al passato, e dall'altro anche quello di creare un dialogo visivo tra le immagini d'archivio e invece la contemporaneità, il loro sguardo contemporaneo. E quindi un'operazione di visual storytelling che ha saputo appunto portare alla costruzione di questi elaborati, che sono stati proiettati poi nelle rispettive arene estive delle varie mediateche, e che verranno anche riproposti venerdì 24 ottobre in occasione proprio della giornata di studi che organizza l'università, e in occasione della quale gli studenti potranno anche introdurre la visione e quindi motivare le proprie scelte e raccontare la loro esperienza. Quindi un progetto che cerca di in primo luogo conservare, raccogliere questi materiali appunto a scopo conservativo, ma anche di valorizzarli al meglio, appunto mantenendo quest'ottica comune che è quella della salvaguardia degli archivi delle comunità. Quindi vi ringrazio ancora. Grazie a Martina Zoratto, complimenti per la sua relazione e per il lavoro che viene fatto da Cinema Zero. Ci ha spiegato le varie fasi di lavorazione, ma soprattutto anche questo riuso creativo del materiale che viene consegnato a Cinema Zero. Bene, ora dobbiamo accelerare i tempi perché stiamo avvicinandoci alla conclusione della prima giornata, e abbiamo con noi l'intervento di Barbara Abrate della Mediateca della Ripartizione Cultura Italiana della Provincia Autonoma di Bolzano, la collega del Centro appunto Audiovisivi, e ci presenta il docufilm Tirolesi nella foresta in cerca della loro identità. Grazie Barbara. Bene, allora io vi proporrei adesso di fare un viaggio in Brasile con questo filmato appunto che si intitola Tirolesi nella foresta,
Come già ha spiegato Valeria, noi siamo praticamente, il centro audiovisivi si trova qua sopra, al primo piano, noi abbiamo una mediateca, quindi ci occupiamo di promuovere, di sostenere la produzione audiovisiva sul territorio. Io adesso, noi, per questa presentazione di oggi abbiamo scelto un film che appunto è dedicato alle comunità tirolesi in Brasile, quindi vi dico solo 2 o 3 informazioni, poi faccio parlare il filmato in realtà. Questo è un film che è stato prodotto nel 2015 da Luis Walter. Questi progetti praticamente ci vengono presentati, poi noi appunto scegliamo di o dare un contributo o di acquisire diritti e poi praticamente sono disponibili presso il nostro centro audiovisivi qui sopra appunto, oppure anche su YouTube nel caso in cui abbiamo i diritti, e solitamente cerchiamo anche di presentarli qui direttamente al Trevi con delle proiezioni. Bene, e il filmato racconta appunto di questi tirolesi sia del nord che del sud che hanno appunto scelto di trasferirsi in Brasile, e quello che vedremo è come appunto hanno anche cercato di conservare la propria identità. Quindi dobbiamo pensare ad una situazione dove in Brasile viene abolita la schiavitù, quindi manca la forza lavoro, ma d'altro canto qui da noi c'è grande povertà e quindi per alcuni diventa una proposta molto buona appunto trasferirsi in mezzo alla giungla. E adesso vedremo un po' come appunto se la sono cavata in questa situazione. Vienna, 13 maggio 1817. Maria Leopoldina d'Austria, figlia dell'imperatore Francesco I, viene data in sposa a Dom Pedro, il principe ereditario portoghese. Questo manda un sostituto a Vienna. Rio de Janeiro, novembre 1817. Leopoldina, che adesso è principessa ereditaria del Portogallo, raggiunge il suo consorte Dom Pedro a Rio de Janeiro. Dom Pedro, che si dedica più alla vita amorosa a San Paolo, affida le questioni politiche alla sua sposa. La sua capacità straordinaria in questo campo viene ammirata già da Goethe a Carlsbad. Brasile, 1822. La colonia portoghese del Brasile, allora la più grande del mondo, viene dichiarata dal Consiglio di Stato, sempre sotto la guida di Leopoldina, impero indipendente. Ciò avviene senza armi da fuoco, solamente attraverso destrezza diplomatica, fatto singolare nella politica mondiale. Così la sovrana diventa Santa Leopoldina. Centinaia di migliaia di schiavi neri faticano per i latifondisti. Nel 1824 l'imperatrice Leopoldina e suo figlio Pedro chiamano dei coloni tedeschi per avviare strutture economiche nel poco popolato Brasile del Sud. Verso il 1845 nasce il movimento per l'abolizione della schiavitù. Questa terra immensa ha bisogno di gente che la coltivi. Europa nella metà dell'Ottocento. Dopo le guerre napoleoniche l'Europa è impoverita, anche il Tirolo. Piccoli coloni, artigiani e contadini di montagna, dove solo uno della famiglia può ereditare, non vedono più un futuro nella loro patria. Servi e domestiche non possono sposarsi. Per questa ragione sono in tanti ad accettare l'offerta di andare in Brasile. Dal 1835 al 1939 per i tirolesi, anche per quelli di madrelingua italiana, il Brasile rappresenta il paese di migrazione preferito. Amburgo, 1859. Ad Amburgo tanti tirolesi vanno a bordo di una nave, sovvenzionati dal governo imperiale del Brasile. Per i tirolesi ora incomincia una lunga e faticosa navigazione sull'oceano, nella speranza di trovare un futuro migliore. Non vedranno mai più la loro vecchia patria. Arrivati a Rio de Janeiro, il viaggio continua per mare. Dopo 2 mesi sbarcano al porto di Vittoria, nella provincia Espirito Santo. A Santa Leopoldina, che prende il nome dall'imperatrice di Vienna, gli emigranti ricevono la loro terra promessa nella foresta. Non ci sono case né strade, non c'è niente. Entro 6 mesi una superficie di 5.000 metri quadri deve essere pulita e piantata.
In più devono essere costruite le case per le famiglie. La casa. La superficie coltivabile dissodata per il tanto desiderato caffè. Dietro la foresta vergine. Il villaggio più vicino dista 5 ore a piedi attraverso la foresta. Non ci sono strade, solo mulattiere per animali da soma. Duro lavoro, rinunce, nostalgia di casa e malattie tropicali caratterizzano i primi anni. Gli emigranti producono per sopravvivere. Solamente la terza generazione avrà un modesto benessere. 1929, crisi economica mondiale. Il prezzo del caffè deperisce e centinaia di animali da soma devono essere macellati. Un sacco di concime costa più di un sacco di caffè. Per colpa dell'eucalipto e le piantagioni di caffè, il suolo viene completamente eroso. La colonia Tirolo decade visibilmente. Ci vorranno decenni perché questa situazione migliori. Colonia Tirol non è un villaggio nel nostro senso, è una zona montuosa di Santa Leopoldina di circa 1000 ettari. Più o meno 200 famiglie discendenti da quegli emigranti tirolesi vivono qui, al momento nella quinta o sesta generazione. Nell'intera area montuosa vivono 5 colonie: tirolesi, svizzeri, pomerani, lussemburghesi e italiani. Si sono tutti assimilati, mescolati. No, allora volevo dire, non vi faccio vedere tutto il filmato perché effettivamente dura un bel po', quindi niente, adesso appunto io ho estrapolato un po' i punti chiave. Come avete visto appunto il luogo è assolutamente fuori mano, è un luogo che deve essere ancora coltivato eccetera e diciamo che la cosa curiosa è che i tirolesi qui cercano di mantenere la loro identità, molte attività che appunto aiutano a ricreare questa comunità del loro paese d'origine sono sicuramente legate alla Chiesa. Quindi adesso vedremo. 2000 chilometri più a sud di Colonia Tirol, nel 1875 emigrati del Tirolo italiano raggiungono il sud del Brasile. I tirolesi italiani fondano nella provincia di Santa Caterina il villaggio di Nova Trento. I primi anni sono duri. Solidarietà e diligenza nelle generazioni crea la Nova Trento di oggi. La presenza di questi tirolesi italiani è evidente e visibile. Circa 11.500 abitanti vivono a Nova Trento, la maggior parte di loro con radici tirolesi. Lei è esperto dell'immigrazione dei trentini, Welsh Tiroler in Brasile. Come mai? Faccio questi studi perché è interessante sapere che in Brasile non si parla soltanto il portoghese, no? Quindi queste comunità di immigrazione mantengono la loro identità e quindi la lingua fa parte dell'identità. Quindi ci sono tirolesi, ci sono tedeschi, ci sono polacchi, giapponesi, queste comunità di immigrazione. E io faccio ricerche sull'identità linguistica dei tirolesi di lingua italiana, Welsh Tiroler. Questa è la nostra casa, dove vivente, e questo terreno qua l'ha comprato il mio bisnonno quando è venuto del Tirolo, 100 anni fa l'ha comprato, siamo ancora qua a Nova Trento. Tutti trentini, rosti tutta la famiglia. Dove si incontrano i tirolesi italiani, si festeggia. Parliamo con la gente insieme al nostro storico e consulente logistico. Della mia bisnonna, che l'ha conosciuto a Innsbruck. È venuto di Besenel, in questa regione, tanto lei che il Bairo, che le Besenel. E erano italiani, ma al mesmo tempo austriaci, né? Mia madre è morta con voi e denaro all'Italia, ma non l'ha conseguito perché poveretta. Zio Agustin diceva che era il Tirolo, loro parlavano del Tirolo, ma non erano giovanili, non sapevano cosa che era. Il Tirolo, con certeza è del posto che è venuto, né? Le storie erano tutte della via, immaginevi, gli è venuto chi era salmato. Il conta, era leoni, era bestie feroci, come si dice, che comandavano la città era il prete, prima i preti, dopo il prefetto.
solo cristiani che era gente cattiva anche, sai? La donna era per il fiore, l'uomo il marcia e la donna bisogna che la stessa ridere la banda del fogone a tenere il mangiare caldo quando il veniva e in corsa il veniva con la testa messa piena e che dia la spaderata sulla testa. E il tirolese è discreto. I tirolesi non bestemmiano. Però quando bestemmia in italiano. Mi orgoglio di pertenere all'Austria e Italia. Mi orgoglio. Ecco. 1950 sono stato a Rio de Janeiro a imparare a filmare di quella epoca, non era televisione, era solo cinema. Come si chiamava? La pellicola sua, come si chiama il nome? Grazia ricevuta. Mi sono messo in mente di fare una... Il film racconta la storia dell'apparizione della Madonna sulla montagna. Com'è che è venuta la Madonna? Lei era sul monte. E non di miei pari, è venuta dell'antica Austria. Sì. Tutti dicevano che gli italiani tutti ladri, no tutti ma buona parte. Ridere, bisogna sempre ridere, che ridere è la gioventù. Buongiorno, Trentin anche te. Buondì, sì, tirolese anche a me. Da Rovereto. Da Rovereto? Sì, la mia famiglia è da Rovereto. Da Rovereto. Sono arrivati qua nel 1875 in Brasile. L'ho imparato dai miei nonni un po' da magna parole come si dice qua, no? Te stai lì a ascoltare gli altri che parlano in dialetto, sì, e stai a mangiare le parole e così te impari. Il Brasile è la mia patria, no? È il paese che ha ricevuto i miei antenati che è venuto qua del Tirolo perché là era una situazione un po' difficile, no? E qua ha fatto la sua vita e ha aiutato a costruire Nuova Trento e ancora mi trovo bene qua, no? Ma la mia cultura è quella che mi ha portato, no? Che mi ha portato del Tirolo. E così sono tirolese brasiliano. Terra mia benedetta, do son nato, venho su. Non posso desmentegar, cancelar della mente il mio paesot e la mia gente. Terra mia benedetta, mi non l'ho fatta più, ho dovuto abbandonarti, migrar da sto continente, viver tra floresta gente. Qua na famiglia mi son creato e ai fioi la parlada go insegnar del mio paesot si piccolo dove non son più tornare. Ma se penso che sto ricordo, sto mio amor ai miei fioi glielo lascia, mi par persino di essere tornato. Questo è il senso, no? Loro hanno fatto tanto per noi, sono venuti qua, in mezzo alla foresta, perché noi avessimo una vita migliore di quella che avevano loro, che vivevano in una povertà assoluta, no? Se mantengo un po' la cultura che ci hanno portato qua, magari loro adesso sono tornati in Tirolo, no? Frazioni, come anche strade, spesso hanno nomi della vecchia patria. La mia nonna non la intendeva neanche quando mi l'ho conosciuta, non la intendeva parlare, e non la imparava a parlare il brasiliano. E mi imparava a parlare italiano per via del tempo della guerra, perché i poliziotti inerodiavano le case e si ascoltavano di parlare italiano, allora imparava a parlare il brasiliano. La nonna era del Tirolo del Trento. Sì. E scampai di là per via che io parai via della guerra. 3 mesi sul naviglio stai. Lei è morto gente, gli ha tratti sotto il mare. E io vengo del Tirolo, qua in Tirolo, a Nuova Trento. Oramai che metto il nome del Tirolo, perché Lori era del Tirolo. Credo che sia importante parlare anche che la lingua fa parte dell'identità. E in questi anni che faccio queste ricerche,
ho un interesse particolare sulla questione dell'identità, perché l'identità degli immigrati tirolesi in Brasile è porta qualcosa di particolare. Durante la seconda guerra il governo brasiliano ha cercato di cancellare l'identità delle comunità linguistiche, delle comunità di emigrazione, soprattutto quelle tedesche e italiane, no? Allora tutte le tombe con l'iscrizione in italiano state obbligati a nettarle fuori. Allora chi davanti l'ha scritta in portoghese, la parte del Dio l'è restata ancora in italiano. Questo ha contribuito molto per la perdita della cultura e dell'identità. E se anche a Nova Trento, nel bairro del Salto, è una frazione della città di Nova Trento, una comunità di agricoltori, discendenti degli italiani, tutti dicono italiani questi anni, si diceva così, dopo si attacca a parlare dei trentini. È una comunità dove che la vita la circolava intorno alla chiesa, la chiesa dove che si nasce, si ciappa il battesimo, si fa la prima comunione, la cresima, dopo chi dall'altra parte che è la scuola dove che si ciappava l'educazione, imparare a scrivere e a leggere, allora era nascere, vivere, maridarsi, giocare e morire, tutto attorno alla chiesa. La bisnonna era lì delle parti di Besenello. Della mia moglie era Lunardelli d'Arco. È una casa tipica di come gli italiani si organizzavano anche questi anni. Chi è la cucina, che è il focolare a legno, chi è una sala di bagno, so che questi anni sala di bagno in Renton casa non era. Era sotto le piante, la camera aveva due finestre perché in quella epoca non era la luce elettrica, allora era sempre scura, alle 6, alle 7 di sera ormai era scura, allora bisognava approfittare al massimo la luce che veniva di fuori. I pei di banana, l'aranzi, i portogai che è una specie di caffè, anona, nespore. Raiz, si adopera per fare la farina di manioca, anche per mangiare. Ambiente rurale intatto, case belle, un po' dimenticate, ricordano i tempi del colonialismo. Buonasera. Buonasera. Come va? Allora, va male. E vi ricordate qualcosa che diceva, non so, il vostro nonno, la nonna, il papà, di quando che venuti dalla via dal Tirolo? Signore di Dio, che le miserie che contava, le miserie. E dormia insieme alle bestie, insieme alle vacche, per scaldarsi le mani. Vita campestre di Nova Trento, dove persone e animali si sono ambientati già da tanto. Nova Trento si trova nella famosa regione vitivinicola situata nel sud del Brasile. Il commercio col vino fa parte del più grande settore economico della regione. Sono la quarta generazione, il mio bisnonno è venuto là, il mio nonno è sempre stato qui, mi pare, e mi anche. Questo anno tra succo di uva e vino acho che si arriva a 3 milioni di bottiglie, per la uva di contadini. Hanno diversi contadini? Perché no, 35 che produce la uva, né? E la uva è come si dice, l'è processata tutta qua. Ah sì? Ma non è cooperativa, cada uno viene la sua qua, il prezzo è fatto per chilo, né? Per chilo? Per chilo. Vino al vendo in 7 stati del Brasile. 7 stati del Brasile? E estero? Fuori Brasile? Poco l'Argentina, chi dell'America del Sud, ma è attraverso il turismo, né? Turista. Sì. Il Brasile è un mercato buono. La unica roba che incomoda un poco è che il territorio è massa grande.
Allora il trasporto del vino costa sì, e il prezzo? Allora sì, perché mi puoi mandare vino a 5.000 km di lontananza, del costo. Il costo, sì. La parte qua lo è super. 60% va da queste botte qui e 40% va in botte più piccole. Un tempo in questo casolare veniva prodotto il primo vino. In questo sfondo fiabesco oggi si trova la vendita al dettaglio della cantina Luis. A Vigolo, a Nova Trento, nel santuario più grande dell'America del Sud, prospera anche il commercio con oggetti sacri, in fondo un benefico guadagno per la gente di questa zona, nella quale un tempo c'era solo povertà. Questa è la chiesa della Madonna di Lourdes, che è stata costruita dai vigolani quando sono arrivati del Tirolo nel 1875. Qui Amabile Wiesentiner, poi Santa Paolina, ha fatto la prima comunione, poi ha anche insegnato il catechismo ai bambini. Quando la famiglia Qui Wiesentiner visse Amabile Lucia Wiesentiner, nata nel 1865 in Valsugana, a quei tempi appartenente all'impero austro-ungarico, oggi nel Trentino. Nel 2002 Amabile, diventata Suor Paolina, venne santificata da Papa Wojtyla a San Paolo, una tirolese come prima santa brasiliana. Vindo da Italia Napoleone, Wiesentiner con sua Familie. Aber es ist ein Fehler, ne? Vindo da Italia heißt aus Italien kommen, ne? Und es ist ein Fehler, ne? Bis 1920 war Valsugana, Trient, noch ein Teil Österreichs, war Austria, ne? Das war Tirol. I nonni gli venuti del Tirolo, del Valle dei Moccoli. In quel tempo era l'Austria. Sono monica della congregazione fondata per la Santa Paolina, che la era di Vigolo Vatano, via del Trento. Sì, è importante la Santa Paolina. Sarà importante? Sì. Ma tanto, il Signore di tutti viene qua a procurare la Santa Paolina. Le famiglie di chi? Quando i mai giovani si maridevano, ne vanno via perché chi non era niente. Era solo una rosa di mandioca e tutti poretti. Ma adesso si vede che è ben differente. Nel registro delle nascite in Valsugana, nel 1930, conformemente al decreto del prefetto, viene cambiato e italianizzato il cognome Wiesentiner in Visentini. Decreto prefettorio 1938. Si ricorda ancora della Santa Paolina? Sì. Sì? Quando che è marciata di Chiesa del 30 è marciata. Sì. Andata a San Paolo. Là l'ha fatto il futuro miglior del mondo. Da quanti anni abita qui? Vive. Le 90, 80, 75 anni. Cosa dice a lei di avere una zia nonna santa? Per noi altri italiani della famiglia Wiesentiner siamo tutti felici per vedere questa santa che ha fatto il suo bel lavoro, la sua bella dimostrazione a tutti al mondo. Vuol dire anche che bisogna vivere un po' da cristiano se si ha una zia che è santa? Sì, bisogna vivere, era pregare anche un poco. Mica massa? Mica massa, no. Lavorare, vivere, pregare un poco per vivere fino agli 80, 90, 100 anni, come il padre. In onore della Santa Tirolese, nel 2006, dopo 2 anni di costruzione, viene completato un moderno e imponente santuario con un tetto costruito a volta, un aspetto drammatico. In un mese circa 40.000 pellegrini e turisti vanno a visitare la cattedrale di acciaio e vetro.
spettacolo divino. Bellissimi giovani con avvenenti costumi tirolesi ballano con charme ed eleganza unita al temperamento brasiliano, al ritmo di canzonette tirolesi. Ok, adesso non so, chi conoscevate già queste storie qua? Perché per me sono state abbastanza, voi sì, probabilmente per me sono state un po' delle novità, quindi appunto curiosamente ci sono queste comunità che mantengono quasi completamente queste identità originarie, e quindi vi faccio proprio vedere solo l'ultimo pezzo. Prova per il centenario della banda musicale dei Welsh Tiroler. Da quando esiste questa banda? Allora, dal 1889 è stata la fondazione proprio. Quante volte avete prove? Una volta erano 2 volte alla settimana, no? 2 volte alla settimana? Giovedì e il sabato, ma adesso come siamo tutti giovani, lavorano in fabbrica o magari anche fuori, studiano, allora durante la settimana non si può fare. Allora solo al sabato pomeriggio abbiamo 2 ore di prove. Tutto l'anno? Tutto l'anno. Sì. E che cosa suonate? Oggi ormai suoniamo un po' di tutto. E siete tutti discendenti trentini? Praticamente tutti loro sono trentini. Sì. 2011 abbiamo fatto un viaggio al Trentino, no? Questo quaderno trovo qua, quindi qua nelle prime è scritto 19 luglio 1846. Servi Dio l'austriaco regno, guardi il nostro imperatore. Nel Welsh Tirol, oggi Trentino, si sapeva l'inno asporgico in lingua italiana. Il Museo di Cultura Popolare dei Welsh Tiroler, o tirolesi italiani, mostra impressioni di tradizione della vecchia patria. mia origine è da Besagno di Mori, della Vallagarina, e ho la pizzeria qua a Nova Trento. Al brasiliano piace moltissimo la pizza e è stato un successo veramente. Poi ero alla Trento Latte, sto caseificio perché è qua a Nova Trento, che è un progetto finanziato dalla provincia di Trento. Tornavo in Trentino tutti gli anni per lavorare in Malga e ho fatto la scuola a San Michele all'Adige. Che cosa hai sentito quando sei stata la prima volta in Trentino? Questa nostalgia, che anche se qua erano anni difficili quando sono venuti qua perché c'era miseria, era la fine dell'Ottocento, sempre miseria proprio, non parlavano altro che di miseria, però sempre con tantissima nostalgia, no? Anche se abbiamo perso tanto, perché anche qua in Brasile c'è stata diversi anni anche politiche per farci un po' dimenticare le origini, no? Discendenti di trentini, ma ci sono anche discendenti di sudtirolesi, friulani, goriziani, insomma, quei popoli dell'antico impero austro-ungarico, no? E cerchiamo di mantenere l'identità. Poi, con le feste per il centenario dell'immigrazione in Brasile, dell'immigrazione tirolese, arrivano quelle associazioni dall'odierno Trentino, né, che portano tutta la realtà del Trentino attuale, che non era la realtà di 120 anni fa,
quando non c'era neanche Trentino, ma solo il Tirolo meridionale o Tirolo italiano, Tirolo di lingua italiana. Ciò che secondo me è stata una scelta un po' sbagliata fu quella di non rispettare l'identità delle comunità, fare i tirolesi brasiliani diventare semplicemente trentini italiani. Quindi trentini sì, però con una storia tirolese. I vecchi sono morti senza mai sentire la parola trentino, Non rispettare questa nostra realtà, secondo me, è molto negativo. Prova per il teatro dialettale trentino Anima Trentina, semplicemente per ragioni linguistiche, tutti trentini. Che cosa pensa la gioventù trentina? Du bist Südtiroler. Ich bin auch eine Südtiroler Bestammung, ne? Mezzo Trentino, halbe Südtiroler. Ne? Man muss wissen, woher man kommt. So denke ich. Man muss wissen, woher man kommt. So weiß man sicher, wohin man geht. Ne? Die Identität ist etwas Wichtiges. Ne? Eine Zukunft zu bauen. Lei fa parte del gruppo folk Pargoletti. Pargoletti, cantanti. Mi racconta qualcosa di questo gruppo folk? Il gruppo mantiene la tradizione dei trentini venuti qua tanti anni in Rio e che ha fatto da questo paese un'altra Italia, un altro paese e ha tentato di mantenere le tradizioni. E noi cantanti, le musiche che vengono là del Tirolo, di Dancoila, il Trentino, le Zenello, che i miei progenitori vengono. Ho girato l'Italia e il Tirolo, ho girato l'Italia e il Tirolo. Il coro maschile I Pargoletti. Anche in questo caso tutti tirolesi Welsh Tiroler Doc. Le canzoni ricordano la patria degli antenati. Sol per trovarti una verginella, giumma la lilarella, viva l'amore. Mi sa un po' raccontare che cosa intende del Tirol? Tirol è antichità. Era una regione al nord dell'Italia che comprendeva poco dell'Austria, mi credo mise, e che col tempo l'Italia la sa con le guerre, la incorporò la parte dell'Austria e la fondò il Trentino. E con i baffi di questi fiori che in una zona nella quale si produce vino si canti tanto e volentieri è chiaro. In Brasile non è diverso. Stivaletti, quando all'Italia ritornare con quel cuore, Valentina tu mi lasci, con quel cuore, Valentina tu mi lasci, con quel cuore. E noi altri qua tentiamo di mantenere questa tradizione. Il nostro dialetto. È bene a mantenere la tradizione? Sì. Perché? Le nostre radici bisogna mantenerle vive. Quando saremo fora per la Valsugana e a ritrovare la mamma, a vedere come la sta e a ritrovare la mamma, a vedere come la sta. 800 km più a nord si trovano i paesi Santa Olimpia e Piracicaba, nello Stato federale di San Paolo. Molte cose ricordano il Tirolo. Monumenti, pittura popolare, caffetterie. Mio nonno era il Vittorio Correra, mia madre Virginia Cristofoletti.
Lei era dalla via da quei paesi lì. Tu quindi Cristofoletti, De Gasperi, Pompermaia, i venuti tutti dalla via. E quando che si parlava in Radelori? Ah, tutti in tirolese. Tutti i nonni dei miei nonni venuti dal Tirol. Ho imparato a parlare il tirolese qua con i miei nonni e adesso andrei a insegnare ai più giovani della colonia di Santa Olimpia. Io ho sempre sentito dire che sono tirolesi, non ho mai sentito dire che erano italiani, neanche trentini. E i miei pari sempre dicevano che parlavano nel tirolese, che i nonni venuti dal Tirol e che sempre sono stati conosciuti come i tirolesi. Austriaci del Tirol. Mia madre era un austriaco ma di qualità proprio. Francesco Giuseppe era un signore Dio per lui. Non era mica una materia, non era il signore Dio. Francesco Giuseppe, la mia patria dell'Austria. Adesso l'Italia, ma che ti dice? La mia madrastra. I vecchi non vuol sapere che l'ordine. L'ordine è ancora firme nell'Austria. Ma i giovani omenaggiano più l'Italia che l'Austria. Poi mi ho la cittadinanza italiana, ma mi ho orgoglio, ma non ho niente contro l'Italia. Ma non potendo smentigare la nostra storia tirolese, perché mi ho anche orgoglio di essere discendente di austriaci. Allora non posso smentigare cosa che i miei vecchi erano, sì. Con l'internet i giovani discendenti del Brasile trovano informazioni, no? che sono le stesse informazioni, però anche se scarse in Brasile, no? Poche, però sono le stesse informazioni dei loro avi, dei loro nonni. Quindi non rispettare vecchi che sono nati in Brasile, che non parlavano neanche bene il portoghese, che hanno imparato dai loro nonni, dai loro genitori a parlare soltanto il tirolese, che è il dialetto trentino, e poi arriva gente che non si sa da dove a dire che è stato proibito dirsi tirolese in Brasile dopo 100 anni. Non c'è senso. Questo è una vera cancellazione della nostra identità e è perciò che anche faccio del mio lavoro e delle mie ricerche un po' a dire un grazie ai nostri nonni, fare qualcosa per loro. Non lo faccio per me, soltanto per me, e direi non lo faccio anche per i giovani. Faccio per i nostri che sono arrivati con poche cose, con poche robe e hanno fatto l'America. Nella città di Dreizen-Linden, 400 km più a ovest, fra il 1935 e il 1938 arrivano tirolesi del nord e del sud. Nella vecchia patria c'è disoccupazione e c'è aria di guerra. Certi tirolesi vorrebbero andare in America, dove le caramelle crescono sugli alberi. Qui c'è solo foresta e nient'altro. Mein Vater, der war aus Wildschnofen. Es war schlimm, sie haben müssen in den Wald anhacken. Ja, ich bin in Wildschnofen geboren. Die erste Jahre ist schlimm gewesen da. Die haben alle mitgemacht, mein Vater und dann. Warum? Warum ja, weil nichts da gewesen ist, ne? Nur Wald, ne? Viene fondato il paese Dreizen-Linden. È gente molto laboriosa. Oggi il paese è un centro turistico, confrontabile a Ortisei in Val Gardena. Intagliatori, costumi tradizionali tirolesi, grandi alberghi, tutto ha a che fare col Tirolo. E l'identità tirolese viene vissuta, mescolata con il modo di vivere brasiliano. Torniamo a Colonia Tirol, 1700 km più a nord, nella foresta in mezzo alle montagne di Santa Leopoldina, dove sembra che si sia fermato il tempo. Qua è tutto diverso.
E come detto, per chi volesse vedere tutto il filmato è a disposizione da noi, casomai mi potete anche contattare, ve lo mando in MP4 o simile, e ecco, grazie.